Siamo anche questa mattina con il Leone Alato, questo bel libro che consiglio di leggere perché fa capire i valori dei bambini, dei nonni soprattutto. Ecco qua il punto di riferimento per tanti bambini che vengono sostenuti da questa figura meravigliosa che molti purtroppo, genitori parlo, si dimenticano di avere ancora perché è veramente una fortuna. La data era stata definitivamente stabilita, non troppo presto, sia perché la stagione turistica non è ancora partita, sia perché da qualche anno il clima è molto cambiato, per cui già a maggio si possono trovare ondate di perturbazioni molto estese, che renderebbero impossibile l'attraversamento delle catene montuose che di fatto costituiscono un'estesa barriera tra la Germania dall'Italia. Si intensificano man mano che quella data di metà giugno si avvicina e, meteo alla mano, si rende probabile il rispetto di quel programma. Vengono attentamente esaminate tutte le possibili alternative, per quanto più lunghe e decisamente meno facili, per una serie di ragioni che a tutti gli effetti la fanno definire piano B, inserendo sul computer di bordo due possibili punti dove poter atterrare in sicurezza in caso di necessità. Momenti di entusiasmo indicibili in un succedersi di giornate che comportano impegno ed energie e nel caso di Leon quel lunedì dovrà necessariamente prendere ferie per poter portare a termine la missione. La pianificazione della rotta è conclusa. Valutate le prescrizioni lungo tutta la tratta, le quote di sicurezza di mantenere sopra le montagne, i tempi di salita, la direzione dei venti, le zone di non sorvolo, la velocità di crociera che verrà tenuta dallo Junkers a 60, 15 litri l'ora di consumo medio previsto, una durata prevista di 4 ore circa. La durata prevista di questa inebriante viaggio. Questa mattina noi con questi graditissimi ospiti invece faremo un viaggio nei profumi, questa scia meravigliosa, questa fragranza che dice Madonna che buono, chi è questa donna, che ha questo profumo, questo uomo, che bello sentire l'uomo profumato, la donna profumata, te lo ricordi, poi vai in profumeria e lo cerchi, ma è difficile spiegare se non sai il nome. Ne parleremo questa mattina anche di un progetto importante. Vi presento subito Chiara Zaninotto, che è titolare di un salone a Ormelle di bellezza in generale, e Leonora Gerotto, che è una collaboratrice. Allora, Chiara Zaninotto, un progetto molto importante che fa capire l'importanza anche dei valori e soprattutto l'aspetto femminile e maschile delle fragranze. Prego. Buongiorno a tutti, intanto Vesti il tuo profumo è un modello territoriale di eccellenza, relazione e identità femminile. Nasce perché in un tempo dove l'acquisto online tende ad uniformare i gusti si sente il bisogno di ritornare all'esperienza autentica e alla qualità del servizio e all'esperienza che vogliamo far vivere ai nostri clienti. Il progetto Vesti il tuo profumo si inserisce perfettamente in questo scenario come una buona pratica e una collaborazione tra più saloni, tra più negozi, dove l'obiettivo è quello di ritornare un po' alla collaborazione insieme, a far lavorare anche il nostro territorio. Abitando in un paesino, collaborando insieme, comunque è diciamo una buona iniziativa secondo noi, quindi è nato questo progetto parlandoci insieme. Vesti il tuo profumo. Vesti il tuo profumo. Da quando è nata questa idea? L'importanza soprattutto di quello che ha detto Chiara Zaninotto di fare squadra con altre persone, più realtà, più voci. Prego. Nasce da una conoscenza, da un caffè insieme semplice al bar, l'idea e la voglia di creare qualcosa di nuovo e di diverso da quello che potrebbe essere la quotidianità. E soprattutto ecco, collaborare in un progetto dove viene supportata in maniera incredibile questa fragranza alla fine, no? La fragranza del profumo che vale sia per l'uomo che la donna. Prego Leonora. Allora, noi lavoriamo, Orietta, la mia collega e la mia responsabile Susanna, lavoriamo in questa profumeria dove negli ultimi anni abbiamo proprio deciso di avere in negozio delle fragranze artistiche o definite di nicchia. Quindi la fragranza è quel gioiello invisibile che proprio ci dobbiamo indossare, dobbiamo rappresentarci. Come un bel collier. È come un bel collier, esatto.
quando noi alla fine ci vestiamo la mattina, scegliamo cosa indossare, decidiamo i capelli come vogliamo metterli, la fragranza è l'ultimo segno che ci distingue, che ci dà personalità. Se decido di indossare una referenza più ambrata rispetto che qualcosa di un po' più dolce. Quindi Vesti il tuo profumo, quando abbiamo deciso di collaborare tra negozi, dove in una piccola realtà come il comune di Oderzo abbiamo deciso di collaborare con una realtà di un negozio di abbigliamento, con Chiara e il suo team di hairstylist, abbiamo deciso di vestire le donne a pieno, quindi dall'abito, dal capello e ovviamente anche dal profumo e dal make-up, quindi proprio la donna nella sua completa bellezza. Allora, io devo ringraziare una donna che è qui seduta, che è Franca Tonello, perché se io ho il Banco Solidale e gli Orti Sociali è a merito di questa donna, che inviterò la prossima volta in trasmissione, perché ha capito l'importanza del progetto e di fare squadra. Tanti anni fa, quando ancora i banchi alimentari non si sapeva poco cosa erano, e soprattutto capire l'importanza del progetto di fare star bene le persone, quelle che hanno meno, e su un ambiente anche molto importante che è l'ex teatro del Sant'Artemio, che è stato messo a disposizione. Perché dico questo? Perché al banco alimentare arrivano i profumi, arrivano i rossetti, arrivano tutti i trucchi, sia per quanto riguarda la donna ma anche per quanto riguarda l'uomo. Non arrivano solo vestiti o scarpe, arrivano le collane, i braccialetti. Però quello che noto è quando regali i profumi sia all'uomo che alla donna, è una cosa molto apprezzata. E dice, chi direbbe, cioè la gente povera che non ha niente, che in quel momento veramente il problema è più del mangiare. Invece io noto che quando tu regali una bottiglietta di profumo, vedi che arriva subito il sorriso, indipendentemente dalla fragranza che devono ancora sentire se a loro, però il profumo è una cosa che intriga, o sbaglio? No, esattamente, Chiara? è proprio così. Il profumo è l'ultima fragranza, è l'ultimo step per sentirsi vestiti, preparati. È una vera e propria rappresentazione di sé. Si decide cosa si indossa, si decide cosa vogliamo far sentire alle persone. È proprio rappresentarsi, è l'identificazione di noi stessi. Quindi il profumo è anche scientificamente provato che è una memoria olfattiva, crea un ricordo. Esatto. Crea un'emozione, quindi quando noi decidiamo di indossare una referenza, una fragranza, si crea un contatto, come lei ha detto prima, io vedo una persona, la vedo vestita e poi se c'è una bellissima fragranza che indossa si ricorda, proprio rimane fisso. Rimane fisso. Allora sentiamo il nostro Rinaldo da Venezia se si profuma o no. Ciao Rinaldo. Ciao Miele, buongiorno alle tue ospiti. Buongiorno. Buongiorno. Bravi, avete fatto bene. Intanto il profumo è una cosa personale. Io da 60 anni adopero l'acqua di Parma, quando ancora la vendevano solo nelle boutique. E regalavo Chanel No. 5 e mi sono sempre trovato bene. E bravi, perciò ti profumi intanto ti profumi. È il profumo importante. Bisogna conoscere la persona che ti glielo regali, perché bisogna dargli una certa confidenza, anche sapere i suoi gusti, tutte queste robe che qua. E le mie queste robe sono sempre stato attento e ho sempre fatto bella figura. Bravi, perché il profumo ti dà anche un'eleganza, basta che non sia una fragranza che sia per la tua personalità, per quello che dici, non troppo profumato, che è una storia importantissima, brave, perché la contente le donne, perché giustamente anche gli uomini sia profumo da milioni, però una bottiglietta di profumo, vede una volta che era fatta del cristallo, solo che la bottiglietta valeva il valore, mai regala una bottiglietta anonima, una bottiglietta che sia consona alla persona e al profumo che c'è dentro. Brave, aveva fatto proprio una bella roba che gli mancava, perché adesso il profumo è diventato Mercedes tutti, io vendo tutti
su tutti i supermercati, una volta vendeva certi profumi, gli erano venduti solo nelle boutique e basta. E gli aveva fatto ben creare la boutique di profumi, al Conte Tanderone, bravi, aveva una bella idea. E si anche da bei signore, va bene, non aveva nessun problema a venderlo. Bravi, vi faccio tanti auguri per la vostra professione, va bene. E viva il profumo! E viva il profumo, bravo Rinaldo, bravo, hai terminato proprio bene. Una cosa importante, Chiara Zaninotto, quello che diceva anche Rinaldo, capire l'importanza di chi sei anche con una fragranza, ecco, più dolce, più amara, più forte. Ecco, cos'è la richiesta, ad esempio, adesso dei profumi? Perché si va a moda anche col profumo. Io mi ricordo una volta, non dico il nome, ma venivo dall'America, tutti avevano quel tipo di profumo là, andavi per la strada e sentivi solo quello. È una moda il profumo o è pure proprio un tuo modo di essere? È un modo di essere il profumo, è una sensazione, un qualcosa che uno sente. È come indossare un hairstyle, indossare dei capelli. Devi sentirti vestita, devi sentirti bene, appagata, devi sentirti valorizzata, devi guardarti allo specchio e piacerti. La stessa cosa è con il profumo. Quindi diciamo che è tutto un insieme. Oggi c'è bisogno di sentirsi bene, di sentirsi a proprio agio, ecco. Col profumo. Col profumo, Col profumo. con i capelli, con tutto quello che uno indossa. Abbiamo Sara in linea, vai Sara. Buongiorno a tutte. Volevo fare i complimenti a Eleonora, allo staff, a Lauretta e a tutte le collaboratrici della profumeria, alle parrucchiere, alla responsabile dell'abbigliamento, a chi ha preparato il rinfresco. È stata una bellissima serata, ben organizzata, con una splendida presentazione dei profumi, una bella sfilata, un'atmosfera davvero piacevole. Complimenti. Grazie Sara. A tutte, grande lavoro di squadra e grazie per aver regalato una serata così speciale. Brava Sara, hai detto una cosa importante alla fine, speciale. Noi abbiamo bisogno, e prima l'ho sentito anche da Eleonora, l'emozione, Sì. L'emozione, una serata speciale ti emoziona a tal punto che quando vai a casa è un'altra cosa, cioè sei rilassata, pensi al bello. Ecco, forse dovremmo farne di più queste serate per emozionare Sì. le persone, ma emozionare secondo me anche i giovani, questi giovani, perché io sono dell'idea che non ci sono solo i concerti, dovrebbero esserci delle serate o dei pomeriggi organizzati per loro, con loro, anche con le ritualità di una volta. Cos'è il profumo, da dove nasce, è una storia antichissima. Io ho detto appunto che sono andata a visitare, voi lo sapete perché vi ho fatto anche vedere queste sale bellissime a Venezia di questo museo del profumo, questa bellissima, ecco, storia infinita dove vai proprio nell'antichità del profumo. Però grosso modo vedi che le fragranze sono quelle che senti, che questo lo riconosco, perché sei abituata. Quanto è importante abituarsi anche alle fragranze, Chiara? Eleonora, scusa, nessun problema. La fragranza è fondamentale. Noi siamo abituati fin da piccoli che, ad esempio, i bambini appena nati non riconoscono la mamma perché la vedono. Quando metti in braccio un bambino appena nato, in braccio alle persone, piange, poi lo rimetti in braccio alla mamma e il bambino non piange più. È l'odore, è la fragranza, è una cosa che nasce da noi da sempre. E quindi noi nella profumeria artistica che abbiamo decidiamo di indossare delle fragranze particolari, decidiamo di indossare delle referenze che fanno parte di noi stessi e che ci descrivono, quindi è fondamentale profumarsi, non è un atto di vanità, è strategia. È star bene con se È stessi. star bene con se stessi. È scientificamente provato che quando si indossa una fragranza e piace, si sta bene.
proprio la pelle si distende, si è più rilassati, si sta bene con se stessi, e se io sto bene con me stessa, si sta bene anche con gli altri. Come diceva prima, dobbiamo avvicinare i giovani, perché l'esperienza che si fa in negozio non si fa ad esempio dietro a un computer. Quando si decide di venire da noi, si decide di fare un'esperienza, si decide di condividere delle emozioni, di parlare. Può anche non piacere una referenza, però se non si tocca con mano, come si fa? Capire. Abbiamo Carla in linea, vai Carla. Pronto? Pronto? Eccoci qua, vai Carla. Ma sto vedendo che stanno già parlando gli No, altri. prego, parla Carla. Allora, abbassa la televisione, funziona così Carla, aspetta. Abbassa completamente la televisione, completamente, e poi inizia a parlare tranquilla. Semplicemente volevo dire, Vai. Carla, però devi parlare, non devi stare in silenzio. sì, eccomi qua, semplicemente ho ascoltato. Dunque volevo dire che ho partecipato anch'io quella sera con mio figlio ed è stata una cosa bellissima. Devo fare i complimenti a tutta l'equipe e soprattutto posso dire che Eleonora e Orietta sono veramente due professionali specialissime. Io le adoro e le chiamo semplicemente le mie ragazzine, perché sono di una cordialità e di una professionalità uniche al mondo, vi assicuro, perché io ho 82 anni, non sono più una ragazzina, ma posso dirvi che veramente sono entusiasta, ma entusiasta di quel negozio e di come procedono loro. Io le ammiro, basta, non posso dire altro perché più di così naturalmente... Sei stata bravissima Carla, sei stata bravissima e soprattutto hai fatto capire l'importanza di avere un punto di riferimento. A parte ragazze che devo dire che la parrucchiera è sempre stata anche una volta un punto di riferimento. Quando volevi sapere qualcosa di qualcuno bastava andare dal parrucchiere, ma funziona anche così, perché noi siamo donne, parliamo, gli uomini sono diversi, loro parlano solo di calcio e di calcio, qualcuno anche di qualcos'altro, vabbè. Però noi invece raccontiamo, ci confidiamo, anche se è la prima volta che incontri una persona, ecco, siamo molto istintive, molto sensitive, sappiamo se possiamo raccontare, questa voglia di parlare. Si nota, Chiara, questa voglia di parlare tra donne, soprattutto ecco, di sfogarsi, di tirare fuori tutte le ansie, tutti i problemi, su un ambiente che ti fa sentire bene, ecco quello che ha detto poi Carla. Esatto, sì, oggi maggiormente la gente, le persone, le donne soprattutto hanno bisogno di essere ascoltate. In un mondo così frenetico c'è bisogno di fermarsi e trovare qualcuno che si prende cura di te, che ti fa sentire unica, valorizzata e soprattutto che ti fa vivere un'esperienza, ti fa vivere un'esperienza autentica e ti fa sentire al primo posto. Il nostro obiettivo fondamentale è quello di far sentire ogni donna unica. Questo è molto importante. Sì. Tantissimo, più di sempre. Sono quasi 20 anni che ho l'attività, però è cambiato completamente il modo di lavorare. È dura, Chiara, tenere in piedi come imprenditrice un'attività in un momento dove la burocrazia, le tasse, specialmente se come dicevi tu si vive su un paese piccolo, perciò sai le potenzialità, ecco l'importanza della squadra, di allargarsi, quello che hai capito tu. Ecco, cosa chiederesti? Perché io ho tante imprenditrici ma brave, devo dire, veramente sono bravissime, però la fatica di rimanere a galla, ecco, devi sempre rinnovarti, devi sempre investire, prego. Diciamo che devi essere spinto soprattutto da una grande passione. La passione è quello che ti accompagna sempre in tutto il percorso, secondo me. Poi non è dura se riesci a staccarti da quello che ti fanno vedere oggi le TV,
Cioè, se oggi riesci ad avere una mente aperta, una mente positiva, a essere anche felice di quello che hai, di quello che ogni giornata ti offre, riesci a ricavare il meglio, secondo me. Altrimenti rischi di essere schiacciato da quello che è il mondo esterno. È vero, perché bisogna anche capire l'importanza di credere in se stessi. Alla fine fai fatica, però se ci credi veramente, io sono convinta che devi avere una visione forte, una visione ben definita e sì, devi crederci. Marta, c'è Marta in linea, vai Marta. Buongiorno a tutti. Io volevo fare un super complimentone alle ragazze per l'evento che hanno organizzato, perché era stupendo, sono state bravissime, loro super disponibili, gentilissime, molto sorridenti, hanno creato una situazione veramente stupenda. Poi per quanto riguarda anche quello che si parlava prima di avvicinare i giovani, io vado in profumeria Nadal Marisa anche quando ho solo la giornata triste, perché ho bisogno di un sorriso, e secondo me questo è una cosa non da poco, perché loro sono veramente brave, sono così cordiali, spontanee. Niente, sono il mio cuore grande, volevo salutarle. Hai fatto benissimo Marta, e ti ringrazio anch'io della chiamata e della telefonata, perché il problema che io sento, l'altro giorno ad esempio avevo una mamma, una donna che è diventata anche lei imprenditrice, ha aperto un centro dove queste mamme si ritrovano, è anche un piccolo negozio, ma soprattutto dove dà la possibilità alle donne di stare un po' tranquille, perciò il suo negozio si apre e tu in quel momento puoi entrare, cambiare il tuo bambino, allattarlo, fare 2 chiacchiere. Ecco l'importanza, non più il negozio come negozio, ma come punto di riferimento che abbiamo sentito dalle telefonate. O sbaglio, Chiara? Ecco, l'importanza di avere un punto di riferimento non è solo il profumo o la parrucchiera o il vestito, è che io so che in quel momento là riuscirò ad essere ascoltata. Ecco qua l'ascolto, prego. Assolutamente sì, il cliente quando viene da noi si deve sentire, il nostro obiettivo è quello di farlo sentire, come dicevo prima, unico, farlo sentire, ascoltarlo, cercare di capire quali sono le sue esigenze, qual è la sua identità, come ha voglia di sentirsi, come vuole vedere i suoi capelli, come ha voglia di uscire da noi. E questo avviene solo attraverso l'ascolto. Noi ci sediamo lì vicino, ci beviamo un caffè insieme e cerchiamo di, attraverso una chiacchierata molto semplice, cerchiamo di capire come possiamo farlo sentire unico quel giorno. Però dalle telefonate che abbiamo ricevuto io devo dire la verità che avete fatto centro in pieno, perché non sono, sì che sanno che questa mattina siete qua naturalmente e loro chiamano per ringraziarvi, però è anche un senso di rispetto doveroso per chi ha partecipato a questo evento, di dire siete state brave, ecco, sono stata bene, me lo ricordo in maniera incredibile. Abbiamo anche chi un'altra telefonata? Anna Maria. Anna Maria? Pronto? Buongiorno. Buongiorno. Pronto? Sì, vai Anna Maria, ti sentiamo bene. Io sono Anna Maria da Oderzo. Voglio fare i complimenti a queste 2 ragazze meravigliose, di una disponibilità incredibile, di una professionalità incredibile, sia per Marisa Nadal, sia per Chiara Lacca. Quando sei nel loro salone sei in rilassamento. Eccola qua. Ti entri e senti quella brezza che ti fa sentire bene. Ascolta Quindi Anna Maria, ti faccio io una domanda adesso, Anna Maria. Intanto ti ringrazio per la telefonata. Cosa ti ha spinto a chiamare, come hanno fatto anche le altre ragazze, le altre signore, perché hai capito l'importanza di questa serata? Ecco, cos'è che ti ha intrigato a chiamare, Anna Maria? Mi ha intrigato chiamare perché ho visto queste giovani che vogliono far sentire bene qualsiasi persona, non solo la donna ma anche l'uomo, perché al giorno d'oggi è importante stare bene tutti e avere, come posso dire,
quella sensazione che quando entri in un ambiente stai bene, e queste ragazze lo hanno dimostrato con la loro professionalità. Sono state meravigliose e spero che il suo progetto continui. Certo che sì, guarda, con queste telefonate che avete fatto stamattina penso proprio che non ci siano dubbi, Anna Maria. Comunque grazie veramente, perché vedete, ogni tanto bisogna anche riuscire a staccare la spina, come vi faccio fare io le mattine. Abbiamo sempre minimo sono 6-7 ospiti tutte le mattine, si va da un argomento all'altro, però riesci a staccare la spina, a concentrarti. Mi interessa tanto quel discorso, mi interessa meno l'altro, ma intanto stacchi la spina e vedi l'importanza anche di questo punto di riferimento, che però deve diventare una squadra. Da sola non ce la faccio, devo fare una squadra. Prego Eleonora. A volte da noi in negozio entrano che sono, non dico tristi, ma un po'... Non è giornata, e poi si parla, si prova un profumo, ci si prova un rossetto e già cambia la giornata, escono radiose, escono diverse, quindi l'importante, la nostra realtà di vendita non è finalizzata alla vendita, è finalizzata a farle stare bene. Devono venire da noi perché, sicuramente perché trovano i prodotti che cercano, qualcosa di più artistico, qualcosa di unico, ma soprattutto perché devono sentirsi bene, devono sentirsi accolte, e ringrazio tutte le meravigliose chiamate e le persone che hanno chiamato, e appunto bisogna sentirsi bene, perché quello è quello che fa la differenza. La bottega di paese va avanti così, con questa Giusy realtà. da Dosson, vai Giusy. Ciao Mirella, buongiorno ai tuoi ospiti. Ciao. Allora Mirella, mia mamma si metteva sempre Violetta di Parma, guarda, ce l'ho ancora sotto il naso, non so se esiste ancora, Può e essere. poi Mirella mi ha detto una signora che assisteva un suo familiare, che un'altra signora di fronte assisteva anche lei, una mamma o non so chi, con un profumo talmente forte, dovevo rimanere sempre dalla porta per non stare accanto a mia mamma. Non bisogna mettersi il profumo quando si va a fare assistenza negli ospedali, ma anche se vai a trovarli, ma perché quando entri in stanza ci sono i familiari di questa, i familiari di quella, i familiari di quest'altra, 4 letti, ci sono 4, 8, 12 persone, metti anche 10, metti anche 7, ma non puoi andare su un ospedale a assistere le persone oppure a trovarle con profumo che non respiravi neanche, ha detto. Vi ringrazio. Grazie cara Giusy, vedi che anche tu ti sei emozionata e hai ricordato la tua mamma, questo profumo, ecco qua, riuscire ad emozionarsi. L'importante però è anche capire, come diceva Giusy, che profumo mi metto, perché alla fine poi tu non lo senti il tuo profumo, lo sentono gli altri, tu lo senti nel momento che lo metti, ma poi questa fragranza, però la persona che incontri lo sente. Come fai a capire se è il tuo profumo? Chi è che mi risponde? Allora, sicuramente non possiamo, ci sono profumi sicuramente più opulenti. Non possiamo, mi dispiace che la signora, insomma, il profumo sia stato così invadente, però ci sono delle referenze sicuramente più importanti. Non possono piacere a tutti. Ma la referenza che si decide di indossare, se evidentemente la persona ha indossato quell'aroma, è perché ama che si senta che lei entri in una stanza e venga riconosciuta già dall'odore, dal profumo. Quindi diciamo, non possiamo decidere sempre cosa indossare, la fragranza è molto personale, c'è chi piace anche più conforme la pelle, ma poi, la pelle è sempre l'ultima nota, quindi sicuramente la signora valorizzerà con la sua pelle qualcosa di un po' più caldo, più avvolgente. Però la fragranza, alla fine la signora si è ricordata la fragranza, quindi nel senso, per quanto importante fosse, è quello che l'ha ricordato, Quello che l'ha ha capito? ricordato. Non ha ricordato tanto
Cioè il luogo, ok, forse non era adeguato in quella situazione, posso capire, ma la fragranza è quello che ha ricordato. Quella che ha ricordato. Federica da Ponte di Piave, vai Federica. Sì, buongiorno. Buongiorno. Federica, salve. Io sono una cliente della profumeria e chiamo per complimentarmi dell'evento che hanno fatto una decina di giorni fa, perché è stata una bellissima collaborazione tra imprenditorialità femminile, e è stato un gran bel evento, organizzato bene, con le tempistiche giuste, e complimenti davvero, perché è stato piacevole vedere tutte queste donne in prima linea per collaborare, per creare insomma una realtà decisamente produttiva e stimolante. Complimenti a tutte. Hai fatto bene a dire queste donne, perché adesso io vorrei parlare anche di questi uomini. Ecco, l'approccio dell'uomo quando entra, quando accompagna la moglie, la compagna, la fidanzata. Ecco, com'è questo sentire da parte dell'uomo le fragranze che ti accompagneranno poi nel percorso che farai con questa persona? Allora, diciamo che oggi anche il mercato maschile è completamente cambiato. Noi cresciamo dove l'uomo era veloce, non aveva tempo, dovevi fare veloce, il profumo quasi glielo portava a casa la donna, credo, correggimi Eleonora. Sì, la moglie. E quindi, e anche per noi, quando veniva a tagliarsi i capelli, era tutto veloce, dovevi fare in 20 minuti. Oggi invece anche l'uomo ha bisogno del suo momento di sentirsi apprezzato, di sentirsi anche guardato e valorizzato attraverso la cute, attraverso i capelli, attraverso un trattamento. Ma è lui che consiglia anche la fragranza a volte, oppure la donna che decide, oppure lui che ha piacere anche di consigliare questo profumo alla sua dolce metà? Beh, qui ti risponde Eleonora, che è nel canone del lui profumo. Che decide che profumo deve avere la sua donna, oppure la donna che decide che profumo mettere con il suo uomo? Devo dire che noi abbiamo una bellissima clientela e dove l'uomo ci tiene particolarmente alla fragranza della rispettiva compagna, moglie, fidanzata. E devo dire che giusto un mese fa è entrato un signore che ha detto: posso diciamo raccontarvi un piccolo aneddoto. Quando ero più piccolo ed andavo nei vari locali, le donne erano tutte ben profumate, cosa che adesso vuole risentire sempre, perché l'uomo, anche se forse non lo dice, ma ci tiene molto che la donna sia in ordine, ma soprattutto profumata. Ma anche noi ci teniamo che loro siano in ordine. Infatti glielo spesso diciamo, ma infatti spesso è vero che anche le donne comprano per i rispettivi uomini. Certo. Ma è anche molto vero che è l'uomo che proprio spesso vengono in profumeria insieme e dicono alla rispettiva moglie: decidi che fragranza indossare, scegli. Fanno spesso come regalo, ma perché piace proprio all'uomo. Francesca da Treviso, vai Francesca. Sì, buongiorno a tutti, buongiorno. Vorrei spendere 2 parole per l'evento Vesti il tuo profumo. Ho partecipato come modella ed è stata un'esperienza che porterò sicuramente con me. Fin da subito ho percepito un ambiente curato nei minimi dettagli, dove nulla è lasciato al caso e ogni gesto racconta dedizione, attenzione e autentica professionalità. Mi sono sentita proprio accolta, seguita e coccolata da tutti, sia nella parte del make-up, del profumo, dell'hairstyle e dell'abbigliamento. E credo veramente che sia raro incontrare realtà in cui viene fatto tutto con trasporto e armonia, e si avverte chiaramente una grande passione, una passione sincera che si riflette in ogni fase del lavoro e che riesce a coinvolgere pienamente anche chi, come me, ne ha fatto parte per la prima volta. Senti Francesca, voglio farti una domanda. Tu sei una giovane ragazza, cos'è che ti ha intrigato a percorrere proprio un percorso un po' particolare di questo lavoro? Cos'è la modella per te? Vuol dire non solo indossare, come si parlava prima, l'abito, la scarpa, ma indossare anche la fragranza. Cos'è per te questa serata? Cosa vuol dire come lavoro una serata di questo genere?
Sì, per me è far vivere un'arte. Diciamo che indossare appunto in questo caso un profumo è aver avuto la possibilità di farlo vivere, di far trasmettere quello che ho percepito io anche alle altre persone, e quindi poter appunto trasmettere, non solo indossare, ma bensì appunto far vedere a tutti quello che un profumo in questo caso può creare, può dare ancora più personalità e può far trasmettere nuove personalità, e quindi appunto dare vita, secondo me, ad un'arte vera e propria, ecco. Senti Francesca, secondo te ci vorrebbero più pomeriggi o serate così per attirare e anche intrigare i giovani in maniera diversa, non con la solita movida? Assolutamente sì, perché come dico, per me tutto questo è un'arte, quindi veramente il giovane è spinto ad approfondire degli aspetti che magari tante volte non si approfondiscono, o appunto si va su aspetti più futili della quotidianità, e invece serate ed eventi del genere vanno molto in profondità e ti permettono appunto di conoscere nuove realtà del territorio che, come ho detto prima, dove c'è grande professionalità, grande attenzione per la clientela, quindi assolutamente sì, dovrebbero fare tanti eventi così, e sicuramente la partecipazione poi dei giovani aumenterà. Sì. Sono anch'io convinta di quello che ho detto, ecco, dobbiamo intrigare i giovani in maniera diversa, perché si stanno annoiando, non tutti ma una buona parte. Io sono convinta che queste serate possono anche diventare serate culturali, serate dove veramente la bellezza, che secondo me salverà il mondo se ce lo lasciano, naturalmente, già vedere se ce lo lasciano, però sono convinta che i giovani hanno bisogno di questo, ecco, io sono convinta di questo. Pubblicità. Siamo con Chiara Zaninotto, titolare di questo salone di bellezza, assieme a Eleonora Gerotto, che è una collaboratrice, per parlare appunto anche di professionalità, di innovazione, perché quello che abbiamo sentito questa mattina vuol dire veramente che Chiara crede in questo progetto e soprattutto sta cercando di rinnovarsi facendo anche formazione. Prego Chiara. Sì, diciamo che la nostra crescita si fonda su tre pilastri principali e fondamentali. La formazione continua prima di tutto, perché per me è alla base di tutto. Per me la formazione deve essere continua e costante, un prodotto chiaramente di qualità e l'attenzione al servizio. Ogni cliente, come si diceva prima, deve sentirsi unica. Crediamo che la professionalità non sia mai statica, ma che sia un percorso che costruiamo insieme, dove il cliente si sente unico e chiaramente rispettando, noi dobbiamo rispettare la sua identità, le sue esigenze e portarlo a vivere appunto un'esperienza. Oggi il cliente ha bisogno di vivere un'esperienza, cerchiamo di valorizzarlo, cerchiamo di capire, detto in maniera molto semplice, come sta bene, come il suo volto viene valorizzato attraverso un cappello, attraverso un colore, attraverso un taglio. Diciamo che poi l'attenzione alla persona per noi va anche oltre a quello che è il lavoro quotidiano in salone. Secondo me dobbiamo avere una visione anche un po' più aperta, è un valore che noi sentiamo e ce l'abbiamo radicato, tant'è che quest'anno abbiamo aperto le porte del nostro territorio anche a uno spazio diverso, dove abbiamo accolto un sabato pomeriggio i ragazzi disabili di un'associazione vicina a noi, il Volo Libero, dove abbiamo cercato di dare emozione, di farli sentire belli, unici e di dargli di donare a loro un pomeriggio diverso, un sorriso, sì, l'affetto, è stato un regalo enorme.
Anche per le famiglie. Per le famiglie, ma anche vedere loro, a parte che ritornano poi, ma vedere loro felici, sorridenti, abbracci, lacrime, è stato veramente bello. Io vi invito allora, visto che hai parlato di diversamente agili, come li chiamo io, perché io li chiamo diversamente agili perché si muovono solo in maniera diversa, ma sono creature meravigliose. Noi abbiamo messo in piedi una mostra col fotografo Colussi, Enrico Colussi, che si chiama Io ci sono. Okay. Adesso è esposta sia nel comune di Ponzano Veneto, proprio di fronte al municipio, al Palacicogna, sia nel comune di Villorba, proprio all'esterno del comune. E sono queste immagini, non so poi se riusciamo a farle vedere, chiedo a Edoardo, dove veramente questi ragazzi hanno deciso di metterci la faccia, di dire guardate che noi esistiamo, che non siamo invisibili, cercate di capire che quando ci incontrate di abbracciarci, di farci partecipare alla quotidianità. Ecco, quello che avete cercato di fare voi, farli partecipare alla quotidianità, che non sempre è facile. Esatto. Non sempre è facile perché il problema è che siamo ancora molto lontani da quella che è la parola inclusione. Perciò questi eventi che voi fate, io direi che sono anche eventi inclusivi, che fanno capire che non c'è diversità. Anche noi siamo diverse, portiamo gli occhiali, perciò anche noi ci muoviamo in maniera diversa, perché se non abbiamo gli occhiali non c'è niente da fare. Però l'inclusività è la parola fondamentale, secondo me, che abbiamo bisogno di fare. Però Eleonora, quello che veramente fa capire la formazione, sì, ma devi avere la passione. Certo. È la passione che poi ti porta a diventare una brava professionista. Se non ce l'hai puoi fare formazione finché vuoi, sì, ma no. È proprio la passione che diceva prima Chiara che ti accompagna. Tu quando hai capito che dovevi fare questo lavoro? Io l'ho scoperto a 23 anni, quando mio padre è un commerciante, quindi diciamo che un po' scorre nelle vene. Ma mi piace il contatto con le persone, mi piace toccare con mano, sentire, parlare con qualcun altro, è proprio fondamentale, è un confronto quotidiano. Socializzare, sì. La vendita, secondo me, passa in secondo piano. Quando si crea un rapporto dove le persone ritornano e chiedono c'è Eleonora, c'è Orietta in negozio, è bellissimo, è una realtà, è unica. Oppure ad esempio dai un consiglio e la persona, la cliente ritorna e mi dice Eleonora, sai, avevi ragione, come avevi detto tu. Quindi si instaura un rapporto meraviglioso, che è un rapporto umano, il contatto, quindi non c'è cosa più preziosa secondo me. Senti Eleonora, adesso sta arrivando l'estate, ecco, la fragranza per l'estate di quest'anno quale sarà? Dipendente dai soliti profumi che usiamo, ma ci piace anche cambiare, quale sarà la fragranza che sentiremo di più? Allora, sa che noi vendiamo profumi, le avevo detto, artistici, e una delle referenze che secondo me può essere ideale adesso si chiama Sparkling Joe ed è una referenza che si apre con delle note di champagne, quindi è un brindisi alla vita. E per in estate, sì, quindi esempio la ragazza che ha chiamato Francesca, indossava la modella, indossava proprio questa fragranza perché aveva un vestito proprio meraviglioso da serata. Chiara le ha fatto una conciatura pazzesca perché era come queste onde morbide. Adesso si usano molto le onde. Bravissima. Io non serve che me le faccio, lei è già l'onda continua, io sono l'onda continua. Esatto. E ha indossato Sparkling Joe perché vestita così, con quei bellissimi capelli, aveva un make-up molto pulito, elegante, ma la fragranza richiamava cosa? Divertirsi, brindare alla vita, essere frizzante, quindi fa la differenza. Quindi anche se è una referenza fresca, note di champagne non le troviamo nei classici, esatto, quindi è quello che fa la differenza. E le persone quando sentono note così si avvicinano e quindi c'è il ritorno
alla socializzazione che adesso, come ha detto lei, un po' si è persa. Un po' si è persa. Un'altra cosa importante, Chiara, per fare un evento hai bisogno però di collaboratori, di persone che credono in quello che fai, che ti supportano. Ecco, voi come siete riusciti a mettere in piedi questo evento che è rimasto veramente nel cuore delle persone che abbiamo sentito questa mattina? Chi vorreste ringraziare? Beh, io ho le mie 2 collaboratrici, Chiara ed Eliana, che mi supportano sempre, e anche se a volte sono noiosa perché ripeto sempre le stesse cose, in realtà poi alla fine crediamo tutte e 3 nello stesso progetto, e quindi questo fa una grande differenza. Sono delle donne che hanno la loro esperienza, perché comunque sono grandi, hanno avuto già la loro esperienza e sono pronte a crescere insieme e a vivere questo percorso insieme, e quindi le ringrazio tutti i giorni. Un'altra cosa importante, si vedono molti saloni che tagliano i capelli, preparano sia l'uomo che la donna. Tu ci credi a questa apertura, ecco, di questi saloni, ecco, dove l'uomo e la donna si incontrano? Sì, anche se assolutamente sì, anche noi facciamo entrambi, abbiamo una postazione maschile e poi una parte dedicata al femminile, anche se oggi secondo me andremo verso una specializzazione, ci saranno sempre più figure specializzate per l'uomo, figure specializzate per la donna o per il make-up, o in maniera tale da valorizzare la professione e renderla anche più autentica. Non è che la donna si vergogna un po' a farsi vedere in disordine quando entra questo uomo, magari ha i capelli bianchi, deve tingere, lui entra, ti vede, invece senza pensare che poi se ti vedi uscire dice però ci facciamo un pensierino? Dipende da come è strutturato il salone. Noi ci siamo spostate da poco più di 2 anni, siamo in un ambiente che a me piace tantissimo, l'ho voluto tantissimo, e quindi è comunque ampio, luminoso e anche elegante un po', se vogliamo, e quindi c'è comunque una divisione, quindi dipende da come è strutturato poi l'ambiente, lo spazio di lavoro. L'accoglienza che si fa, assolutamente sì. Tu cosa ne pensi, sì, Eleonora? Anche da noi in profumeria spesso trucchiamo, diciamo, sia per eventi sia anche per cerimonie, e quindi la postazione, diciamo, make-up è posta così che la gente quando entra non vede direttamente la persona che venga truccata. Però secondo me non ci deve creare l'imbarazzo. Non è che questo uomo sia diventato un po' troppo femminile, sopracciglia secondo me perfette, curato, ma non troppo, femminile. Non è ovvio che l'uomo piace. Sta esagerando insomma, un pochino. Era quello che si diceva prima, no? Secondo me no, nel senso, attenzione, poi è sempre tutto molto personale, però l'uomo curato personalmente io lo preferisco. Perfetto. Perché l'uomo di buona presenza, non troppo, però. no, esageratamente no, però curato sì, curato certo. sì, perché comunque una persona curata, ricordiamoci che il viso è sempre il nostro biglietto da visita. Sì. Quindi viso e capelli. Viso e capelli, certo. Quindi una persona curata è sempre ha già fatto l'80% del suo lavoro. Sopracciglia perfette per l'uomo. Dopo lì è un po' personale. Guai se c'è un pelo fuori, guarda. Vabbè, che diciamo io vedo, perché delle volte dico, ma cosa sei fatto? Diciamo che lì poi è un po' personale. Un'esagerazione. Diciamo che anche chi lo diciamo che delle volte esagerano, dai. Però insomma poi una persona deve piacersi. L'importante è che sia curata. Quello è fondamentale. Quello è fondamentale, perché noi donne penso che guardiamo molto la cura della persona. Anche perché è strategia. Certo, è una strategia. Perché tutti dobbiamo invecchiare. Invecchiamo al meglio. Sì. Quindi come ore di lavoro, ecco, questo lavoro veramente che ormai sta prendendo lo stress, perché alla fine si parla sempre poi alla fine di stress. È un lavoro anche questo invece che se lo fai con soddisfazione, lo stress è difficile che arrivi, o secondo sbaglio? me, almeno la realtà che vedo io, sicuramente facciamo le ore, le solite 40 ore settimanali, però anche se si fa qualcosa in più non ci pesa, perché è un lavoro che amiamo. E come le persone lo percepiscono, quindi succede a volte che anche se si fa tardi non ci pesa, e anche entriamo prima
purché la cliente, insomma, viene molto apprezzato. I nostri clienti, vabbè, sono speciali perché poi è tutto un regalo, insomma, sono veramente meravigliose, però si vede che non è fatto con peso. Si vede proprio dalla persona. A volte guardiamo l'orologio e non ci siamo neanche resi conto che è passato l'orario, ma di certo non viene visto come un peso, almeno non da parte mia né della mia collega Orietta. Allora ragazzi, ormai il tempo è terminato. Come chiudiamo? Cosa vuoi dire, Chiara? Beh, innanzitutto voglio ringraziarvi e ringraziarla per averci ospitato, voglio ringraziare Franca che non si vede però c'è sempre di supporto, c'è sempre dietro di noi. E niente, voglio chiudere raccontando un po' quello che rappresenta per me Ceralacca. Rappresenta per noi un luogo di bellezza consapevole, inclusiva e rispettosa, e la riconosco pienamente in questo progetto che ho condiviso con Eleonora, con gli altri negozi che oggi non sono qui. Volevamo ringraziare 7 Grammi che ci ha deliziato di un ottimo aperitivo, Roberta con i suoi abiti di Rose B, e poi aiutami, Cake Over, non ricordavo il nome, faceva dei cerchietti molto belli, fatti a mano da lei. Sì, bellissimi, bellissimi. Belli. E tu come ci saluti, Eleonora? Beh, intanto vi ringrazio e prendersi cura di sé non è vanità, ma è strategia. È fondamentale. Questo è. E ai giovani cosa vuoi dire, Eleonora? Alle giovani ragazze? Alle giovani ragazze, venite in negozio, cercate un'esperienza diversa, non sentitevi obbligate all'acquisto, ma a provare qualcosa di diverso, qualcosa che vi emozioni e a farvi una coccola. Questo è quello che io auspico ai giovani, e di tornare al contatto umano, che non c'è cosa più bella. Chiara, invece hai diversamente agili, come li chiama Mirella, queste famiglie, organizzare queste serate anche per loro. Tu hai questa sensibilità, vuol dire che ci credi, ecco, sai che abbiamo anche una forma anche diversa di approcciarsi a queste persone, loro hanno bisogno di partecipare a questi eventi. Cos'è la solidarietà per te, Chiara? La solidarietà è essere vicino anche alle persone diverse da noi, a quelle persone che probabilmente anche per loro sfortuna non potranno mai magari fare quello che io posso fare tutti i giorni, anche semplicemente alzarmi da sola dal letto. E quindi sì, essere vicina anche attraverso questi eventi, questi pomeriggi, poi alla fine è una lezione di vita per tutti noi, se vogliamo vederla. Allora, noi in programma per Ceralacca abbiamo tante cose, stiamo seguendo appunto molta formazione e voglio che il cliente viva sempre di più un'esperienza all'interno del nostro salone, che si senta bene. Poi da qualche mese sosteniamo anche i bambini delle fate, e questo evento che abbiamo fatto Diver Sabato con l'associazione Volo Libero, ci siamo promessi di rifarlo una volta l'anno, quindi lo rifaremo di sicuro a gennaio. Grazie a Chiara Gianinotto e Eleonora Gerotto di essere state con noi. Pubblicità. Grazie a lei. Grazie. Ci sono sentieri che non si vedono, ma si sentono. Sono quelli che ci guidano verso la nostra libertà. Associazione Sentiero offre percorsi per uscire dal buio e ritrovare il sole. Con Trappola d'amore affrontiamo narcisismo e dipendenza affettiva. Con didattica tra le dita, l'apprendimento diventa concreto, con artefatti su misura. Percorsi individuali di gruppo con la dottoressa Marina Soldà e la dottoressa Federica Cavaggioni. Siamo a Zugliano, in provincia di Vicenza. Inizia oggi il tuo cammino verso la rinascita. Allora, Marina Soldà, psicoterapeuta, abbiamo visto questo spot, ma l'importanza è di ascoltare, di capire le persone. È un momento dove Mirella sente molta solitudine, che non ha età. Partiamo dal bambino ma arriviamo al novantenne. Cos'è la solitudine nel 2026? Perché sembra che tutti abbiamo tutto, di cosa ci lamentiamo. Invece l'ascolto, il dialogo, socializzare manca tanto. Prego.
Allora, molto spesso le relazioni sono vuote, molto spesso manca il dialogo, quello concreto, molto spesso mancano anche i valori, il rispetto tra persone e questo infatti ci ha portato a costruire 2 tipi di progetti che noi stiamo portando avanti con le nostre realtà che noi affrontiamo su questo centro psicopedagogico che abbiamo fondato con l'associazione Sentiero e i 2 progetti si chiamano Didattica tra le dita e Trappola d'amore. Allora partiamo con Didattica tra le dita. Cosa vuol dire? Perché questo titolo? Allora, Didattica tra le dita è un approccio che non è nato in una cattedra o agli studi universitari, ma è nato per strada, è nato nei campi, è nato attraverso una vita reale. Tra l'altro ho scritto anche un libro che si intitola L'anima non è disabile. Ecco, lo facciamo vedere, eccolo qua, prego. In questo libro vuole essere uno strumento, un mezzo che può aiutare concretamente le altre persone, professionisti, insegnanti o mamme, e in questo libro viene raccontato come una madre affronta la sua sofferenza quando dei dottori gli dicono che suo figlio non potrà più camminare, non potrà più parlare ed è una madre che non si arrende ma cerca di trovare nel buio delle strade sostitutive che possano ridare vita a quest'anima. Appunto l'anima non è disabile perché attraverso questo approccio, è un approccio che condivide il metodo Doma, il metodo Montessori, il metodo ABA, diversi metodi vengono intrecciati e in questo metodo noi attraverso la manipolazione degli oggetti, attraverso degli artefatti, attraverso i 5 sensi cerchiamo di riabilitare una persona, cerchiamo di aprire delle aree cerebrali per un apprendimento migliore e cerchiamo di aiutare le persone a trovare nuove strade alternative per una vita migliore. Allora, Federica Cavagioni, pedagogista anche lei, noi abbiamo 5 sensi, ma molte volte manca il buon senso, quello che veramente dovrebbe accompagnarci sempre nel momento che ci alziamo e poi ritorniamo, perché stiamo vivendo, si parlava prima di iniziare la trasmissione, la parola solitudine, la parola noia e soprattutto sono parole rispetto, sono parole che dovrebbero far riflettere qualcuno, perché non si diventa un piccolo bullo all'improvviso, si diventa per un percorso sbagliato che inizia da piccolo, io sono convintissima che già i segnali il bambino lo dà, se è anche super attivo, che va seguito, va accompagnato, ma soprattutto la mancanza di affetto, questa mancanza di affetto che non si riesce a capire se è così faticoso darla oppure ci siamo dimenticati anche cosa vuol dire essere figli e fare i genitori. Cos'è la parola? Difficile fare il genitore. Io sento sempre più spesso è difficile fare i genitori. Cosa vuol dire? Allora, sicuramente è difficile fare il genitore, è il lavoro, io dico sempre, è il lavoro più difficile, perché tutti gli altri lavori abbiamo dei manuali che ci spiegano come fare, abbiamo persone che ci correggono e riusciamo a impararlo. Il genitore lo dobbiamo imparare un po' sulla nostra pelle, cioè arrivano queste creature e noi dobbiamo imparare a crescerle nel migliore dei modi. Voglio essere ottimista e dire che tutti i genitori cercano di fare del loro meglio, però ovviamente ci si sbaglia. Sicuramente non si nasce bulli, non si nasce narcisisti e non si nasce dipendenti affettivi, ma si diventa perché? Perché i genitori sono il nostro primo esempio, sono loro che ci danno l'imprinting educativo e che ci danno quello che poi saranno i valori e le massime che poi ci porteremo avanti tutta la vita.
se i genitori sono carenti, inevitabilmente i figli subiranno questa carenza. La carenza che può essere affettiva, come diceva lei chiaramente, alle volte genitori che non riescono a manifestare nel modo corretto il loro affetto e compensano magari con beni materiali. Adesso un po' c'è questa tendenza ai genitori separati, ad esempio. Spesso si tende a fare una competizione a chi regala di più, invece di dire chi regala più affetto, chi fa regali più importanti. È ovvio che il bene materiale non sostituisce l'affetto. Questo è un messaggio che viene lanciato non sempre corretto, che non vuol dire bisogna trovare la giusta. È un po' qui che si colloca il nostro ruolo un po' di perché io sono proprio pedagogista familiare, cioè insegnare, riaiutare, reinserire delle abilità nei genitori che magari non lo fanno apposta, ma magari le hanno perse. Ma perché? Perché a volte sono le situazioni, perché alle volte non sappiamo bene come muoverci. Avere un figlio è la cosa più bella, ma più difficile. Sì, però è anche da capire questa donna, specialmente, più che questo uomo, cosa vuole. Perché io ho avuto anche diverse figure femminili, i quali hanno detto sì, ho voluto diventare mamma a 40 anni, a 45, perché prima volevo esaudire tutti i miei desideri, la carriera, quello che volevo. Poi a un certo punto ho detto, boh, quasi quasi, adesso faccio anche un figlio. Ma siamo proprio sicuri che è giusto così? Oppure questa donna sta andando un po' oltre, alza sempre più l'asticella, tanto è vero che l'uomo fa fatica a stare alla pari, non c'è niente da fare, poi magari ci sega perché lo stipendio è ancora diverso da quello dell'uomo. Però io vedo che la donna continua a correre molto emancipata, cerca di organizzarsi al meglio, fa mille cose, però nel momento che mette su famiglia, che diventa mamma, moglie, il discorso cambia. Non si è preparati, faccio fatica, i miei figli non mi ascoltano, ho troppo lavoro. Allora cosa si deve fare? Dobbiamo fare un passo indietro, secondo lei? Oppure bisogna veramente che tutti quanti rallentiamo un momento per capire che abbiamo anche queste creature che non hanno chiesto loro di venire al mondo. Ecco, abbiamo deciso noi e loro hanno bisogno di un percorso educativo importante. Non è, secondo me, la quantità del tempo, è la qualità del tempo che tu dedichi a tuo figlio. Ecco, forse questa è la frase che riassume un po'. Più che un passo indietro, direi che è importante la qualità del tempo con cui si sta col bambino, perché in realtà la correggo, cioè nel senso, è vero che la mamma lavora tanto, è vero che ho oberato il lavoro, è vero che c'è questa emancipazione femminile che in questo momento è forte e c'è questa voglia di diventare donne autonome, anche perché il percorso dell'autonomia economica, magari lo rivedremo anche più avanti, passa anche dal sapersi togliere da relazioni sbagliate. Cioè è ovvio che se io sto a casa, faccio la casalinga, non ho la mia indipendenza economica, non ho la possibilità, nel momento in cui mi trovo in una relazione sbagliata fatico anche ad andarmene se dipendo da mio marito e magari mi ritrovo a 50-55 anni in cui non ho un curriculum, in cui non ho fatto niente perché ho solo cresciuto figli. Devo andarmene? Cosa faccio senza soldi? Dove vado? Dove vado? Quindi l'emancipazione ci sta. Il problema è la qualità del tempo che poi si dedica alla famiglia e si sta a casa. Cioè, magari questo sembrerà un discorso, calibrare un po' l'utilizzo del cellulare, non so, quando sono a casa con mio figlio, con un tempo di qualità dedicato a mio figlio, è forse la scelta migliore, ma non è una critica al cellulare, perché tantissime donne che mi stanno ascoltando magari diranno ma io il cellulare lo uso per lavoro, sì, però magari riuscire a staccare e dedicare del tempo di qualità ai propri figli. Il processo educativo passa anche dal tempo di qualità, responsabilizzare i nostri figli, cioè responsabilizzarli a casa quando non ci sono, sapere che loro hanno delle mansioni, hanno un ruolo all'interno della famiglia che è importante. Mi sento ancora dire da mamme, figli di 18-19 anni che non possono tenere il fratellino piccolo perché sono ancora immaturi. Che caspita, a quell'età lì il processo di autonomia dovrebbe essere, e di maturità dovrebbe essere abbastanza avanti da poter gestire un fratellino di 10, 11, 12 anni. E ho mamme che ancora assumono babysitter
perché quello più grande dorme fino a tardi, ha le sue esigenze, ma non è una critica, piano, sono mamma, sono mamma anche di tanti figli e capisco che non è facile. Cioè, quanti figli ha? Quanti figli ho? Ne ho 5. Bene, avete sentito che ci sono anche queste famiglie con 5 figli. Sì, ed è così difficile? È così difficile? No, in realtà devo ammettere che ho una buona spalla, cioè nel senso che anche questo passa anche qua, cioè i ruoli sono un padre e una madre. Cioè ci si deve spalleggiare e cooperare, ci deve essere reciprocità. Ci deve essere la voglia di crescere insieme, di tirar fuori il meglio l'uno dall'altro anche nella relazione educativa. Quindi però anche questi permessi parentali da parte dell'uomo, almeno me lo dicono i numeri dei sindacati, non ci sono, l'uomo fa fatica a prendersi questa responsabilità, proprio i numeri non tornano. Come mai ha così paura di fare il papà, di stare a casa con i figli, di fare quello che dovrebbero fare tutti i genitori assieme, ecco, dividersi le incombenze della famiglia? Ecco, perché l'uomo fa così fatica ancora? Allora, nessuno nasce genitore. Molto spesso può esserci anche un discorso di disfunzionalità nella coppia, per cui magari abbiamo la presenza femminile che impone di più la sua presenza, denigrando in qualche modo la figura maschile, oppure il contrario. Quindi se ci sono coppie disfunzionali non c'è un appoggio concreto per portare avanti i figli, e quindi qualcuno a un certo punto si sente denigrato, si sente con l'autostima abbassata e la responsabilità viene a mancare, la consapevolezza viene a mancare. E questo figlio lo nota? Certo, molto spesso i figli sono la spugna che ricevono assorbono tutto quello che in casa c'è e apprendono anche dei comportamenti disfunzionali. A volte abbiamo casi di deviazione proprio perché i genitori sono in conflitto. Abbiamo diversi casi, insomma. Cosa vuol dire la terapia? Sono in terapia, ecco, ho bisogno della terapia. Lei è una psicoterapeuta, perciò sa l'importanza di questo, dell'aiuto che ha bisogno questa persona che diventa sempre più fragile. Ho tutto quello che mi serve, però sono in crisi completa, perciò ho bisogno di un aiuto. Allora, noi infatti offriamo, a differenza di tanti altri posti, se mi posso permettere, offriamo un qualcosa in più, nel senso che non solo spieghiamo le varie dinamiche, ma anche accompagniamo le persone a un percorso, a un'uscita, a un qualcosa di più funzionale, a una ricostruzione emotiva oppure a una ricostruzione dell'autostima. Aiutiamo anche questi ragazzi che sono in difficoltà emotiva, che sono sotto stress. Cioè, noi il loro problema dello stress, del comportamento sbagliato, eccetera, non lo leggiamo come un'etichetta o come un problema, ma come qualcosa da comprendere, capire e aiutarli ad uscire per una vita più funzionale. Come mai manca così tanto l'autostima di se stessi, specialmente lo vedo nei giovani, e io sono dell'idea che li stiamo massacrando con questi esempi negativi, nonostante, devo dire la verità, che io sono convinta che ci sono dei bravissimi ragazzi, tanti di più di quelli meno bravi. Il problema è che con questi esempi negativi, alla fine sembra che tutti quanti i ragazzi siano su quella onda. Non è vero, perché noi vediamo quanto impegno mettono i ragazzi anche per noi, per l'ambiente specialmente. Loro vogliono star bene con se stessi, sì lavorare ma anche vivere. Non siamo più, possiamo dire, ma una volta. Questo non è una volta, è il domani, è il loro futuro. E loro dicono sì lavoro ma anche ambiente. Lo stress per loro è veramente terribile. Già vivono uno stress non voluto tutti i giorni quando si esce dalla porta. Però veramente dobbiamo anche noi cercare di capire come aiutare quelli più fragili, sempre non è sempre facile.
Non è sempre facile e secondo me anche la società di oggi non sta aiutando più di tanto. Anche il fatto di molto spesso questi ragazzi vengono abbandonati magari davanti alla TV o con i cellulari sempre in mano e questo non li aiuta a crescere in maniera funzionale. Quindi noi attraverso i nostri percorsi utilizziamo i 5 sensi, utilizziamo la manipolazione, soprattutto il tatto delle mani, dando quelle cose che una volta erano primarie e oggi sono tra virgolette un po' scartate. Però attraverso quello apprendono, si divertono di più di un semplice cellulare magari in mano e cominciano a un ragionamento diverso. Vediamo anche le foto per cortesia, dico alla regia, didattica tra le mani, che così riusciamo anche a capire l'importanza del tatto e del contatto. Io vedo che questi ragazzi quando si incontrano, indipendentemente se sono fidanzatini, ma semplice, si toccano, la prima cosa si abbracciano, hanno bisogno di questo contatto, proprio si nota questo, la prima cosa proprio è quello che fanno anche i diversamente agili, come li chiamo io, la prima cosa ti abbracciano, ti stringono, non ti conoscono, però si avvicinano a te, il contatto. Prego, quanto importante è il contatto o il tatto? Il contatto è molto importante perché è la finestra della mente. Le mani, il tocco sono la finestra della mente, sono l'estensione del nostro cervello, per cui attraverso tutto ciò che sentiamo il nostro cervello recepisce e impara, quindi è molto importante. È molto importante, Cavagioni, però io vedo, non tutti i genitori, ma io vorrei parlare di quelli che non lo fanno, che manifestano proprio il loro affetto come fosse una vergogna. Io mi ricordo quel ragazzo che mi ha detto: sai Mirella, mia mamma tutte le mattine hai fatto letto, lo zaino, la colazione, ma mai che mi dia un abbraccio prima di andare a scuola e di uscire. L'abbraccio e il bacio per questi ragazzi è una forma veramente di affetto che loro hanno bisogno di sentire, che forse qualche genitore si dimentica di fare. O si vergogna, è grande, non serve più che lo abbracci, che lo baci. Cioè è cambiato anche questo modo femminile di capire cosa vuol dire l'affetto verso i tuoi figli? Ma penso che la società di adesso, purtroppo, con i ritmi serrati che ci impone, alle volte ci fa dimenticare delle cose importanti e l'abbraccio probabilmente fa parte anche di questo. Dopo bisognerebbe capire, è molto difficile estrapolare un po' una frase, bisognerebbe capire come questa madre vive la famiglia. Cioè purtroppo adesso come adesso le famiglie, le donne sacrificate in famiglie, che magari si trovano con compagni che non li capiscono, che sono i primi a non abbracciarle, che hanno avuto comunque un'infanzia priva di abbracci, perché magari mi viene da pensare che questa donna magari è cresciuta senza abbracci, quindi ritrasmette un modello che ha vissuto da giovane. Cioè, sono molte le dinamiche che vanno a creare queste mancanza di affettività, di contatto. È anche vero che quando si fa una terapia di coppia, quando si lavora su una famiglia, la prima cosa che cerchiamo di fare, anche con la dottoressa Soldà, è proprio ritrovare il contatto. Cioè quando una coppia viene da noi e ci dice sono in crisi, le prime cose che, dopo aver analizzato, chiediamo proprio che provino tutti i giorni a darsi la mano, a riabbracciarsi, e vale anche coi figli. Cioè l'abbraccio è importante, è una forma di sicurezza. Ha detto una cosa giusta lei, i ragazzi di adesso hanno l'autostima alle volte bassa. Perché? Perché a volte i genitori vivono i figli come delle estensioni di sé. Cioè tu devi soddisfare tutte le aspettative che io non sono riuscito a fare. Quindi l'estensione di te vuol dire tu devi essere bravo a scuola, tu devi essere bravo nello sport, e alle volte non ci si rende conto che parliamo di ragazzi che magari non vogliono emergere in tutto, vogliono, come dice lei, solo essere abbracciati. Cioè, a volte una sana stima parte più da un abbraccio che da un forzare una strada che non è la loro. Quanto importante è anche l'educazione civica a scuola per cercare di formare anche questo ragazzo nel rispetto sia di se stesso ma anche della società? È importantissima. L'educazione civica ci deve insegnare proprio quali sono le regole che dobbiamo rispettare per un vivere civile. Quindi ritengo addirittura che debba avere un ruolo
più importante di quelli che gli viene data adesso, perché se ci pensiamo bene adesso l'educazione civica è quella materia che si fa così spalmata tra tutte le materie e non gode di un ruolo proprio. Credo che addirittura fino alla terza media non ha neanche il voto in pagella. Quindi no, è importante, perché sapere quali sono i principi che regolano la nostra vita di cittadini è la base di tutto. Cioè, sapere cosa succede se io, mi rifaccio al discorso che mi faceva la domanda che mi faceva all'inizio del bullismo, sapere che se io non so, tipo tutto quello che sono la trasmissione di immagini senza il consenso, sapere cosa mi succede se lo faccio è la base per sapere cosa vado incontro nel momento in cui lo faccio, oltre al fatto che è un insegnamento di vita che io porgo al ragazzo. Cioè gli dico non farlo perché hai queste conseguenze. Alle volte i ragazzi sono superficiali perché non sanno, perché non capiscono. Adesso l'adolescenza parte a 11-12 anni, cioè le bambine ballano i TikTok che hanno 11 anni, bellissimo, è uno spettacolo, mi diverto un sacco a vederle, però ragazzi miei dobbiamo dargli gli strumenti per affrontare questa preadolescenza così giovane. Il problema è che non mancano gli strumenti di sicuro, anzi li abbiamo dati noi, senza capire che sono armi veramente micidiali e se non li accompagni con questi strumenti nel capire come usarli, quando usarli e soprattutto non usarli in certe situazioni, avete visto, qualcuno ha dovuto mettere un freno perché non se ne poteva più. Ecco, questi suicidi veramente, dottoressa Soldà, fanno veramente impressione anche qua a Treviso, tanto è vero sono nate anche delle associazioni. Sì. Il problema è capire quando vuoi aprire gli occhi e accorgerti che tuo figlio ha bisogno di essere capito, di essere ascoltato, di essere guardato. L'esempio di quel ragazzo che ha massacrato di botte quel giovane figlio di un assessore al sociale a Belluno ha fatto scalpore, non in quanto il ragazzo, perché ne vediamo tutti i giorni purtroppo, ma soprattutto il ruolo del padre che è fondamentale. E la gente dice ma com'è possibile? Ma questo padre ha detto io non c'entro niente con quello che è successo, non conosco abbastanza mio figlio. Chi è? Perché devo dire anche la verità, dottoressa, che sono bravi anche a mettersi la maschera. Ecco, io li ho provati sulla mia pelle, so cosa dico. Hanno una maschera che fai fatica, ecco là, il bravo ragazzo. Sono tutti bravi ragazzi, ho capito, sono tutti bravi ragazzi anche quando commettono dei reati e delle cose ignobili. Sono tutti bravi ragazzi. No, non è vero. Ci sono dei ragazzi bravi e dei bravi ragazzi, che è una cosa diversa. Ma questo il genitore lo deve capire, non è possibile che tu non riesca, come quel papà che mi ha detto io non so come scusarmi, io non conosco mio figlio, mi sono accorto che non conosco mio figlio. Cavolo, come faccio io ad accettare una come non conosci tuo figlio? Stiamo parlando di ragazzini di 14 anni, cioè non è che stiamo parlando, 14 anni e non conosci tuo figlio. Dottoressa? Allora, qui entriamo anche in un altro campo che è il nostro progetto Trappola d'amore. Vediamo anche la foto, grazie, prego. Dove principalmente ci occupiamo di narcisismo e dipendenza affettiva e accogliamo tutte le persone che sono attraverso l'associazione Sentiero. Accogliamo le persone che sono autori di violenza secondo l'articolo 165 e però anche tutte quelle persone che sono vittima di violenza. Cerchiamo in qualche modo di rieducare le persone che ci arrivano autori di violenza, cerchiamo di aiutare le vittime di questa violenza a capire i meccanismi che ci sono sotto di manipolazione, gaslighting, svalutazione, eccetera. Come si presentano questi ragazzi, questi autori di violenza? Ecco, quando entrano, quando voi dialogate, cosa vedete? Molto spesso, come diceva lei, hanno una maschera. Quindi si fanno vedere vittime, molto spesso non riconoscono nemmeno il reato commesso o comunque non hanno il senso di colpa.
Adesso io non voglio dire che tutti sono così, lungi da me, non tutti sono dei veri autori di violenza, non tutti sono narcisisti, sono comunque, vengono dipinti come mostri, in realtà sono esseri comuni tra noi, che utilizzano magari l'amore come strumento per danneggiare l'autostima di un'altra persona o per fare del male a un'altra persona. Sono persone che sono in mezzo a noi e che molto spesso vanno rieducate. Forse la cosa più corretta è proprio dire che si presentano come vittime. Loro, faccio un esempio di un fatto di cronaca, ad esempio Filippo Turetta, lui era una vittima, lui diceva è colpa di Giulia se la mia vita adesso sta andando in rovina, cioè la disfatta, riversano sulla persona su cui poi compiono violenza la loro frustrazione, cioè sono vittime, tu le conosci e inizialmente se non sei un esperto, ma lo dicono, cioè purtroppo anche professionisti con cui collaboriamo, anche avvocati, dicono a volte cogliere chi è il carnefice e chi è la vittima è una linea sottile. Ma quello che ha fatto anche Scalpore è questo brindare, festeggiare in carcere di questi ragazzi che hanno ucciso appunto questo ragazzo, purtroppo. È come se avessero dimenticato il gesto atroce che hanno fatto. Però questo ragazzo, che poi ha pubblicato questi video, ha detto è giusto anche che ci divertiamo, sappiamo benissimo cosa è successo, ci dispiace, però dobbiamo anche festeggiare. Ma si può festeggiare nella vita quando hai ucciso una persona in un modo così violento? Cos'è? Eliminare completamente quello che hai fatto, non renderti conto della gravità, perché questo ragazzo non tornerà più. No. Io mi ricordo la frase di una mamma che ho sentito anche poco tempo fa, ieri mi sembra, che ha detto: una cosa è andare a trovare tuo figlio in carcere, una cosa è andare a trovare tuo figlio in cimitero. Sono due cose completamente diverse. È una frase che detta da una mamma fa molto riflettere. Ecco, sì. Come mai? Ecco, non si riesce a capire la gravità, tanto è vero che mi metto la maschera e cerco di fare più che posso la vittima. Bisogna riuscire a togliere però questa, essere talmente bravi a togliere questa maschera. Prego. Ma allora, secondo me in questo caso c'è proprio una mancanza di emozioni, cioè l'empatia. Qui stiamo parlando di una forma di narcisismo patologico abbastanza forte. Nel senso, io non provo nessuna emozione. Il narcisista a livelli estremi è come lei l'ha descritto. Cioè non provo nessuna emozione, posso festeggiare perché quello che ho commesso prima non mi ha toccato, non mi provoca nessuna emozione. Ed è la caratteristica del narcisista, proprio per definizione il narcisista patologico, perché poi tutti siamo un po' narcisisti, ma il problema è il narcisismo patologico. Ti rende totalmente immune alle emozioni, quindi io non provo niente per la mia vittima. Cioè io vedo la mia vittima soffrire ma non provo nulla e qui bisognerebbe andare a fare una ricerca sulla storia familiare di questi ragazzi. Perché un ragazzo arriva a questo? Non sto colpevolizzando i genitori perché io so che i genitori ce la mettono tutta, ma alle volte bisognerebbe, quando ci sono dei segnali, saper chiedere un aiuto. Ma scusi dottoressa, lei ha detto, io so che molti genitori ce la mettono tutta, ma è proprio vero che ce la mettono tutta? Oppure è facile mettere la polvere sotto il tappeto? Perché se ce la metto veramente tutta devo impegnarmi a fondo, certo. Devo imparare a dire i no, e i no comportano veramente un grande sacrificio per me, sì. Perché mi possono togliere anche la mia libertà, i miei spazi, perché devo mettere tutta l'attenzione sulla persona che ha di fronte. Però prima o dopo questa polvere sotto il tappeto diventa talmente grande che questo tappeto vola da solo e poi non c'è più rimedio. È là il problema grande, perché quando questo ragazzo finisce in carcere, guardate che è dura, perché non è che abbiamo dei carceri, certo. Anche abbiamo sentito anche le ultime storie, là è veramente dura, non sono
situazioni veramente dove tu puoi riprendere in mano la tua vita, ci vuole un accompagnamento non da poco, perciò se già la famiglia non è in grado, io arrivo al limite, poi lo oltrepasso, vado in carcere, quando esco cosa mi ritrovo? Vediamo cosa succede o no. Certo, la mia è una visione un po' ottimista, nel senso mi piace pensare che un genitore sbagli non perché è negligente, ma però sicuramente alle volte ci sono genitori che purtroppo diventano genitori e magari non riescono perché non ci si impegnano. Cioè, sicuramente, come ho detto all'inizio, è un lavoro durissimo fare il genitore, perché, ripeto, non è facile. Lo dico per esperienza, lo dico per professione, ma anche per esperienza, perché in quanto madre posso dire che è un lavoro durissimo. Questo non significa sì, che non ci si può riuscire, però bisogna mettersi impegno. È più difficile dare regole ai ragazzi o alle ragazze? Direi che è uguale. Direi che è uguale. Non vedo una difficoltà maggiore nell'uno o nell'altro. No, penso sia proprio una questione di come decidi di educare e di indirizzare tuo figlio. Quindi che sia ragazzo o ragazza, al giorno d'oggi non vedo differenze. È una cosa anche importante, tanto è vero che io da un pezzo ho iniziato a dire che forse dobbiamo dividere meno di parlare di uomini e di donne, ma di parlare di persone, perché noi cerchiamo sempre di dividere l'uomo, la donna, invece dobbiamo parlare di queste persone che devono fare squadra e se non ce la fanno chiedere aiuto. Perché si fa così fatica, dottoressa Soldà, a chiedere aiuto? Perché c'è sempre, specialmente per quanto riguarda la psichiatria, perché sia psicologo, sia psicoterapeuta, però psichiatra, per carità, va dell'elettro Satana, fa ancora paura. Ecco, come mai? Ecco, perché forse ne parliamo poco, perché siamo c'è abituati vergogna, poco. Ecco. Perché c'è vergogna, perché molto spesso ci si sente giudicati. Infatti nel nostro spazio noi, le persone sono protette, c'è uno spazio in cui vengono ascoltate e non giudicate. Però molto spesso le persone al di fuori, quando ci si trova davanti a degli specialisti, hanno un giudizio come risposta e da lì poi magari si trasforma il tutto in un blocco emotivo. C'è anche poca divulgazione, adesso sta cominciando, però non c'è ancora tantissima divulgazione, è un fenomeno che adesso sta evolvendo. Adesso si sta parlando di narcisismo e dipendenza affettiva. Molte persone non si rendono conto comunque che sono in quella situazione e sperano sempre che la persona che hanno di fianco possa cambiare, sperano sempre che il figlio si regoli da solo, sperano sempre che la società in qualche modo raddrizzi la persona con cui si ha a che fare. Quindi si spera e si tenta di evitare la vergogna. Però sono anche altre parole che fanno riflettere, ad esempio i pediatri mi dicono parla di obesità, se ne parla pochissimo, però poi abbino la bulimia e l'anoressia. Allora cosa sta succedendo? Cioè, questi ragazzi veramente, quelli che a me fanno veramente pena, perché non è mica facile per loro riuscire da questo tunnel che veramente ogni secondo hanno il nemico dietro l'angolo, ma non sono loro, siamo noi che lo mettiamo in generale questo nemico in tutti i sensi. Ecco, allora cosa facciamo? Loro cosa fanno? Se non hanno questa pianticella che sta crescendo, comincia veramente a diventare storta, se tu non metti subito il bastoncino diventa storta completamente. Perché si fa così fatica a capire che hanno bisogno di sostegno? Io non mi ricordo l'altro giorno che ho avuto un medico che ha detto guardate che il cervello cresce fino a 20 anni, è sempre in evoluzione. 21. Ecco, perciò e poi invece diciamo, sono già grandi, come si dice, a 12 anni sono già grandi, sono già autonomi, ma no, non è vero, ma assolutamente che non è vero. Nella vita non si finisce mai di imparare. È vero che il cervello cresce fino a 21 anni, ma non è vero che dopo i 21 anni possiamo imparare ancora. In ogni caso molto dipende anche dall'educazione che si riceve nell'infanzia.
Quando si parla di anoressia o bulimia vuol dire che ci sono anche delle disfunzioni a livello relazionale. Potrebbe esserci anche una dipendenza affettiva che molto spesso causa problemi come l'alimentazione oppure come l'insonnia, attacchi di panico, cose di questo tipo. La dipendenza affettiva può essere verso un genitore o verso un compagno, quindi dipende l'esperienza che ci si trova ad affrontare. Dottoressa Cavagioni, un'altra cosa importante è capire questi ragazzi, adesso li chiamano baby gang, maranzi, io non so, ste etichette che mettono a sti ragazzi, quando entrano in famiglia, quando tornano a casa, tu non ti rendi conto perché abbiamo nomi e cognomi di ragazzi che reiterano il reato, che continuano a fare le stesse cose, a danneggiare tutta la comunità con gli atti di vandalismo, alle forze dell'ordine, sono noti e stranoti. Allora le leggi veramente sono molto permissive per i minori, però questi genitori, io mi ricordo quel sindaco e lo racconto tante volte in televisione, che nonostante stesse facendo il video del figlio che stava commettendo un atto di vandalismo, questo genitore diceva: non è mio figlio, questo non è mio figlio, e lui si ostinava: ma guardalo bene, siamo su un no, non è mio figlio. Cioè fai fatica ad ammettere che hai fallito in quel momento. È fatica ammettere come genitore di aver creato, passami, una persona così diversa da quelle che erano le tue aspettative. Cioè, io ancora ho un ricordo di aver sentito l'intervista alla mamma di un carnefice, insomma un uomo che, e lei diceva: io non lo riconosco, non mi sembra lui, non so cosa ho sbagliato, non vedo come è potuto diventare così. È difficile per un genitore, così viceversa però. Anche un figlio, se vede un genitore sbagliato, fatica a riconoscere che il suo genitore, suo padre, sua madre possono aver sbagliato così tanto, perché l'affetto che lega queste due figure è talmente forte da faticare a riconoscere gli sbagli dell'uno e dell'altro. Infatti dico sempre che forse il percorso rieducativo, più che sul ragazzo minorenne, andrebbe fatto sui genitori, proprio dare gli strumenti ai genitori per riuscire a gestire un figlio che sta prendendo una strada deviante. E lì bisognerebbe che fosse il genitore a rivolgersi a dei professionisti e a dire: ok, mio figlio, e noi abbiamo dei casi, sta prendendo una strada di deviazione, aiutami a farlo rientrare. Alle volte non si riesce a parlare col ragazzo perché rifiutano magari l'aiuto di una persona, anche se poi un po' alla volta magari entrano anche nell'ottica. Però possiamo aiutare un genitore e fornirgli gli strumenti per far rientrare il proprio figlio, per fargli capire. Uno sguardo esterno vede più di te che sei coinvolto. Questo è a priori. Cioè, io posso sbagliare come madre, ma come professionista accorgermi dell'errore di un altro genitore. Perché? Perché non sono meno coinvolta. Quindi l'aiuto esterno è sempre utile. Ti aiuta a capire quali sono le cose che tu puoi fare per riprenderti tuo figlio. Ovvio che non lo puoi fare, cioè devi farlo nel momento in cui devia, non quando è già troppo tardi e ha già commesso qualche brutto crimine. Lo puoi fare ancora, ma è più difficile. È difficile, ma anche perché, come ripeto, quando questo ragazzo esce di casa trova i nemici dietro l'angolo a ogni passo, dal gioco d'azzardo al bere, alla droga. Avete sentito, ne sequestrano quelli che riescono a quintali, tonnellate di sigarette contraffatte. Cioè non è che qualcuno dovrebbe veramente cercare di battere un colpo, dico la politica, ecco, perché se ci sono le leggi ma non le applichi, oppure sono a interpretazione, poi se la prendono quei giudici ma applicano le leggi. Se possono interpretate vuol dire che hai fatto una legge che non è giusta, che posso interpretare come voglio, ma sei tu che l'hai fatta, è il Parlamento che fa le leggi, non sono i giudici, e poi se la prendono quei giudici. Il ragazzo che si droga, mi capita di parlare con madri che sanno perfettamente dove va a procurarsi la droga, quindi dico, se lo sa una madre, presumo dovrebbe lo saperlo sappiano anche qualcun altro. Sì, purtroppo bisognerebbe che ci fosse una sinergia tra le istituzioni, cioè noi ci mettiamo la nostra parte,
ma ci serve l'aiuto di altre istituzioni per poter prevenire questi fenomeni. Cioè, è ovvio che nel momento in cui la legge non ci viene incontro, o più che la legge, insomma, le istituzioni non ci aiutano, non c'è un lavoro sinergico tra tutti. Lei ci crede alle zone rosse, dottoressa? Io ci credo alle zone rosse, bella domanda. No, non completamente, nel senso che penso comunque che io ho un approccio educativo, io penso che tutto possa essere educato e possa diventare confortevole, nel senso sono dell'idea che, come ho detto, se ci fosse una cooperazione tra più istituzioni, tra più figure professionali e cercassimo di arginare il problema invece di etichettarlo, sarebbe più efficace. Sono perfettamente d'accordo con lei, ma proprio d'accordissimo. Allora andiamo a vedere questa movida cafona e poi ne parliamo con gli ospiti in studio. Bar usati come discoteche, musica ad alto volume, schiamazzi e liti che sfociano a volte in episodi violenti. I residenti del centro storico di Bassano sono stanchi, esasperati da una situazione in continuo peggioramento. Le prime avvisaglie che quest'estate sarebbe stata particolare sono arrivate già con il primo weekend di Pasqua, dove fin da subito abbiamo contattato l'assessore, la polizia locale, perché diciamo la situazione si stava facendo calda. Episodi che si ripetono con troppa frequenza, urla, grida, minacce, anche a notte fonda e soprattutto in alcune zone della città. Io abito nella zona della biblioteca, per dire, e quella è una terra di nessuno. La notte i ragazzi stanno lì, urlano e ne fanno di tutti i colori. L'amministrazione comunale qualche settimana fa ha annunciato l'avvio del progetto Bassano Vivibile, che prevede l'intensificazione dei controlli serali da parte della polizia locale, controlli che però non sarebbero sufficienti. Quello che noi abbiamo chiesto durante lo scorso Consiglio e che continuiamo a chiedere all'amministrazione è una presenza capillare, con magari della polizia che si muova a piedi o con dei mezzi un po' più rapidi per raggiungere i vari punti del centro, che ha le sue particolarità, diciamo, ecco. Una presenza più capillare delle forze dell'ordine, questo chiede il Consiglio di quartiere, oltre a una revisione del patto civico. Si chiede anche che venga monitorato e verificato se effettivamente quello che è stato sottoscritto nel patto viene rispettato, e lo si chiede soprattutto la notte, perché diciamo che il Consiglio di quartiere non è che chiede un orario di coprifuoco o che il centro si svuoti di ogni attività, chiede semplicemente che quanto è stato sottoscritto e che le norme esistenti vengano rispettate da tutti. Abbiamo Mirella da Riese Piodecimo, vai Mirella. Ciao Mirella, ciao. Buongiorno alle signore vicine. Allora, voglio dire, guarda, mia comare mi chiama tutti i giorni quasi, tutti i giorni, e vedo anche lei, e diciamo qualche cosa insieme, insomma, ecco, se parliamo come va qua e là. Beh, adesso ha 6 nipoti da accudire tutti i giorni perché la mamma e il papà lavora. 6 nipoti. Ho detto, ma tu meriti la medaglia d'oro, ma insomma il più grande ha 14 anni e alla mattina fino alle 5 di sera lei deve fare la tata Lucia, andare dietro perché non stanno fermi in nessuna parte. Per fortuna che lei ha una casa di 2 piani che possono girare qua e là, beh, insomma, giocano il pallone e poi dopo si bisticciano, si battono, sono cugini e di tutti i colori. Ha detto, quando di sera sono morta, stufa e non ho neanche voglia di mangiare. Sì. Ha capito? Ho capito Mirella, allora sentiamo anche come commenta la dottoressa Soldà quello che abbiamo sentito, queste etichette facili da mettere. Questi bambini è logico che si muovono, ci mancherebbe, certo, sono normali, e guai se il bambino non si muove, però da sola è veramente uno sforzo sovrumano, ma soprattutto passare sempre questi cerini, la colpa è sempre di qualcun altro, nessuno vuole prendersi mai la colpa di qualcosa, sempre si cerca di passare il cerino. Questi ragazzi lo notano che tanto il cerino viene passato, prima che arrivi ancora e che tocchi la mia persona ne hai voglia, perciò faccio ancora quello che voglio. Sì.
Questo dipende dal fatto che non ci sono regole, non ci sono... Le istituzioni stesse dovrebbero mettere più regole probabilmente, e invece c'è molta più disponibilità, anche per esempio le discoteche che adesso vengono aperte quando sono le 10, le 11. Una volta alle 10 e le 11 si era a letto a dormire, c'erano regole diverse, quindi questa differenza tra quello che era una volta e quello che è adesso è la permissività di un sacco di cose che una volta non esistevano. Il progresso stesso, anche il fatto di vedere in continuazione dei video di violenza magari su TikTok, su Instagram eccetera, non fa altro che riprodurre dei modelli che poi i ragazzi magari imparano. Molte regole magari i genitori fanno fatica a metterle perché si ha paura magari del telefono azzurro, del telefono rosa, si ha paura che i ragazzi vadino a parlare male. C'è una serie di meccanismi che sono nati con il progresso che portano a delle disfunzionalità relazionali. Però scusi dottoressa Soldà, è anche vero che sono stati portati dei progetti molto importanti per aiutare questi ragazzi e le famiglie, ma non sono stati minimamente presi in atto, anzi portano avanti dei progetti che non andiamo da nessuna parte. Perché? Perché è più facile portare avanti progetti che non portano a niente che quelli che invece le istituzioni devono prendersene carico. È là il problema. Certo. Ecco, io non me la sento di prendermi in carico quel progetto perché mi impegna troppo, perciò mando avanti quel progetto che mi impegna meno ma che non mi porta risultati. Certo. E li vediamo, perché questi ragazzini stanno sempre alzando di più l'asticella, basta vedere gli atti di vandalismo, è una cosa incredibile, le giostrine a fuoco, il cimitero, cioè angoli veramente dove minimamente una volta si aveva paura di andare, i parchi. Ma è possibile non riusciamo a capire che bisogna veramente mettere delle regole? Ma non siamo noi. I genitori non sono capaci, la scuola è con le spalle al muro, perciò io faccio quello che voglio. E poi quello che mi spaventa è l'emulazione. Io ho avuto un ragazzo, figlio anche di una giornalista ospite assieme, figlio e mamma, e lui è attratto da questi ragazzini, da questi bulletti, da questi capetti. Perché? Perché mi hanno accettato, mi ha detto. Poi io gliel'ho chiesto, ho detto, ma perché sei attratto da questi? Perché Mirella mi hanno accettato. Cosa vuol dire ti hanno accettato? Perché faccio parte del gruppo, sono qualcuno con loro. E allora anche qua è da capire, questa mamma l'ha guardato e ha detto anche no, anche no. E lui ha detto perché no? E ho detto questa mamma, ma perché non li inviti a casa tutti e gli fai una bella pizza tutti assieme, un bel dolce, e senti anche prima di dire di no chi sono questi ragazzi? Certo. Perché vietando, secondo me, non riesci, anzi lo intriga ancora di più a Sbaglio, dottoressa? No, il divieto non funziona, cioè il vietare le cose, ce l'ha dimostrato anche la storia, anche quando adesso sia adesso che una volta, quando una ragazza vietavi di fare una cosa, potevi stare certo che lo facesse, un adolescente. Poi l'adolescenza è l'età dei no, quindi se tu mi vieti una cosa io la faccio per ripicca, cioè è la ribellione contro l'adulto, è quell'età in cui devo fare esattamente il contrario e quindi il divieto non funziona. La cosa che mi ha colpito del suo discorso è anche il fatto che spesso sono i genitori stessi a porsi diversamente nei confronti di un figlio bullizzato rispetto a un bullo, cioè il genitore di un figlio bullizzato si preoccupa subito, magari mobilita la scuola, magari ci sono dei meccanismi che vengono a crearsi. Il genitore del bullo, vabbè dai, è bullo, è un leader, è un capo. La fermo un secondo perché abbiamo Ada da Mestre, se non mi cade la linea. Vai Ada. Pronto? Ada? Non sento Ada. Ada, abbassa la televisione e parla al telefono. Buongiorno, signorina, buongiorno. Le volevo chiedere gentilmente, va bene, come lei risolve il problema di un... Parla. E allora? Di un... Ada, ascolta. Abbassa completamente la televisione, non ascoltare la televisione e parla solo al telefono, brava.
Ecco, benissimo. Allora, ecco, adesso ho abbassato il televisore. Bravissima. Io volevo chiedere alle tue ospiti come definiscono questa situazione. Un ragazzino visibile in TV, 10 anni, viene dalle assistenti sociali che gli dicono: non voglio andare da mia madre perché con le mani mi stringe il collo e non respiro. Voglio da mio padre che mi vuole bene. Le assistenti sociali dicono che è il bambino che fa i capricci. Lo portano da sua madre, il bambino muore. Indagata la madre, ste assistenti sociali per legge, come le descrive? Tutto qua. Sei molto arrabbiata, Ada, si sente, penso che ti abbia toccato da vicino anche questa storia, da quello che abbiamo sentito, però bisogna anche rispondere a Ada, perché la casa nel bosco ha diviso il paese a metà, tra i favorevoli e i contrari, e ce n'è da discutere ancora. Prego. Penso che sia solo l'inizio di quella storia abbastanza intrigata. E in questo caso sì, si tocca una nota dolente perché alle volte è molto difficile capire quando c'è un'alienazione parentale, quando c'è un genitore convince, manipola il figlio contro l'altro, e purtroppo nei casi di separazione, di situazioni conflittuali, questa cosa avviene spesso, e quando effettivamente c'è un rischio. Io per principio sono dell'idea che andava ascoltato il ragazzino, cioè vabbè, anche perché il finale è stato abbastanza... Non funziona così, dottoressa, è capitato anche a me, non vengono ascoltati i ragazzini. Adesso come adesso è una... Servizi sociali, relazione dei servizi sociali. Sì. Ecco, è la verità. Purtroppo i ragazzini vengono ascoltati poco. C'è adesso stata un'estremizzazione di quella che è tutti e due i genitori devono collaborare nell'educazione del figlio. Adesso la maggior parte dei giudici, non vogliatemene male, non ce l'ho con nessuno, è solo per spiegare, però tendono a dare lo stesso valore al padre e alla madre, scambiano il conflitto per alienazione parentale, quindi ascoltano il bambino ma magari non lo ascoltano il più delle volte, o quelle rare volte che lo ascoltano comunque con l'idea che ci sia un'alienazione parentale, e viene molto data importanza alla divisione genitoriale quando in realtà magari uno dei due genitori è mancante. Cioè, insomma, io purtroppo sto seguendo anche un caso così e spero di uscirne bene, però effettivamente bisogna che ci sia la consapevolezza di dire: prima indago bene se la situazione è così, invece i ragazzini non vengono ascoltati e le indagini non sono sempre così approfondite e si cade in questi casi qua che sono pesantissimi. Allora, vediamo anche questa foto trappola d'amore, così concludiamo questa bella chiacchierata che abbiamo fatto con queste graditissime ospiti. Allora, dottoressa Soldà, come chiudiamo? Ecco, cosa vuole dire, con quale messaggio ci lascia? Allora, vorrei dirvi che due messaggi. Con il progetto Trappola d'amore vorrei dirvi che infatti nel logo noi abbiamo disegnato due cuori che sono l'amore e la passione ingabbiati all'interno di un filo spinato. Quel filo spinato è una gabbia psichica. Si può uscire da quella gabbia psichica, basta avere la volontà, la consapevolezza della situazione in cui si è e provare a chiedere aiuto, non avere vergogna di appoggiarsi a qualcuno. E con il progetto Didattica tra le dita noi nel logo abbiamo disegnato due mani, una mano più grande e una mano più piccola, il che sta a significare che nei nostri percorsi noi cerchiamo non solo di spiegare le cose, ma anche aiutare le persone ad uscire da determinate situazioni. Per cui vi aspettiamo nel nostro studio. Sentiamo anche come ci saluta la dottoressa Cavagioni, ecco, con quale messaggio, cosa vuol dire a quei genitori, a quei nonni che invece non riescono a capire che qualche volta i no servono. Certo.
Sicuramente io dico sempre i no servono, le regole servono soprattutto. E nello stesso tempo però sono dell'idea con il nostro progetto Didattica tra le dita che, come diceva Einstein, non possiamo insegnare a un pesce ad arrampicarci. Dobbiamo, e tra parentesi Alex Zanardi ne è stato un esempio, non possiamo pretendere che un bambino con una certa disabilità o un bambino con una dislessia o con un disturbo dell'apprendimento possa far cose che non sono la sua portata, ma ci sono un bagaglio di competenza, un cervello ampio che può fare altre cose dimostrando delle competenze. I ragazzi di adesso hanno bisogno di regole, hanno bisogno di genitori presenti, di tempo, di qualità. Purtroppo, riferito al discorso della signora di prima, al giorno d'oggi c'è bisogno di 2 genitori che lavorino perché il prezzo della vita, il costo della vita è alto. E i nonni sono sacrificati, sì, però magari il ragazzo di 14 anni può diventare un'ottima risorsa per aiutare questa nonna. Faccio un esempio. Soprattutto mi piace anche il titolo di questo libro, L'anima non è disabile. Forse se riuscissimo a ragionare con l'anima, quello che ti dice l'anima, forse ecco il buon senso che arriva, ecco famoso i 5 sensi ma manca il buon senso, l'anima te lo può dare, perché senti nell'anima ecco quello che devi fare, lo sai, e il problema è che non ascolti. Non siamo disabili, parla, è vero, non siamo disabili, siamo diversi e la diversità passa anche dal riconoscerla e saperla sviluppare. Alex Zanardi senza gambe è diventato un grande sportivo, un grande uomo che ci ha trasmesso tantissimo, eppure era senza gambe. E per quello che riguarda Trappola d'amore dico la vita è una, sacrificarsi tra delle mura, con una persona che ci fa star male nella vita in cui siamo, sentirci che dobbiamo chiedere scusa anche se non abbiamo colpe, oppressi da un amore che non ci lascia respirare, non va bene, dobbiamo avere il coraggio di uscirne, perché non abbiamo una seconda vita, ci dobbiamo godere questa. E con queste parole bellissime ringrazio la dottoressa Marina Soldà, psicoterapeuta, grazie anche alla dottoressa Federica Cavagioni, pedagogista familiare, di essere stata con noi, ma soprattutto ascoltate bene, riascoltatevi perché veramente avete pillole di saggezza, questa mattina le avete ascoltate. Grazie, grazie. Grazie a lei, grazie a voi. L'importanza di questo festival è riuscire veramente a valorizzare un territorio bello come quello dell'Altopiano dei 7 Comuni e creare anche un sistema, un indotto che crea economia per quella che è invece un'attività di divertimento. Arrivare alla 10ª edizione è la dimostrazione del grande valore di un festival entrato ormai nella tradizione degli eventi estivi dell'Altopiano. 2 punti eventi in collaborazione con il Comune di Asiago porta in Piazza Carli 7 serate dall'8 al 14 agosto. Per questa 10ª edizione di Asiago Live avremo 7 appuntamenti imperdibili. Inizieremo l'8 agosto con il concerto di NEC, 9 agosto spazio alla diva della musica italiana Patti Pravo, 10 agosto il funk travolgente degli Earth, Wind and Fire Experience con l'apertura del DJ Luciano Gaggia, 11 agosto De André canta De André, 12 agosto avremo una voce sensibile della musica italiana con Enrico Nigiotti, 13 agosto spazio alla comicità con Giorgio Pannariello e termineremo il festival il 14 agosto con i The Colors. È un progetto importante perché promuove il territorio e la visibilità in un territorio ad alta vocazione turistica. Allora, ringrazio e saluto il sindaco di Asiago Roberto Rigoni Stern di essere qui con noi. Buongiorno sindaco. Allora, tanti eventi, tanto impegno, bisogna promuovere il territorio, però noi abbiamo anche la situazione drammatica delle famiglie. Come va nell'Altopiano di Asiago, sindaco? Tante sono le problematiche che abbiamo in questo periodo. Penso per esempio alla difesa dei servizi sanitari e all'intervento che ha fatto la Regione Veneto per la salvaguardia del nostro piccolo punto nascita, che è certamente un'eccellenza e che ci ha visti protagonisti noi come sindaci, come territorio, come comitati, nella difesa di questo presidio a salvaguardia delle donne che altrimenti in caso di emergenza dovrebbero correre il rischio di dover farsi tanti tornanti per poter partorire a Bassano oppure all'ospedale di Sant'Orso.
Al di là di questo, vivere in montagna è difficile, è sempre più complesso. Noi come amministrazione mettiamo in campo delle iniziative turistiche che hanno proprio la finalità di portare economia, di creare un indotto, l'abbiamo appena sentito, e ci apprestiamo a questa stagione estiva anche con uno sguardo positivo, ottimistico circa i flussi turistici che ci fanno ben pensare, cioè tutte le prenotazioni che stanno arrivando, il grande incremento di arrivi e di presenze che si è verificato negli ultimi anni. Pensiamo che da 10 anni fa siamo passati a 630.000 presenze e quindi abbiamo raddoppiato le presenze turistiche. È segno evidente di una grande ripresa, di una grande attenzione verso la nostra montagna, quindi questo appunto ci conforta, proprio perché vivere in montagna è difficile, bisogna continuamente pensare a quelle che sono le strategie per poter garantire che le persone possano continuare a vivere. In primis, come lo dicevo prima, il tema sanitario per noi è imprescindibile. Non so se ha sentito, Sindaco, ho letto questa mattina che sono molto a rischio le case di comunità e soprattutto fanno fatica a partire gli ambiti territoriali che vi riguarda direttamente. Addirittura un anno di proroga, ma allora cosa sta succedendo? Perché noi abbiamo bisogno di queste risposte, noi abbiamo bisogno di avere dei punti di riferimento importanti, specialmente sulla sanità. Prego, Sindaco. Sì, è una riforma voluta a livello normativo e quindi quella di creare questi ATS, che sono questi ambiti territoriali per la gestione dei servizi sociali, che determina che cosa? La spoliazione da parte dei comuni delle competenze in materia sociale. I servizi sociali verranno gestiti non più direttamente dai comuni ma da questa ATS, che è una sorta di fondazione che vede il coinvolgimento di tutti i sindaci per quanto ci riguarda del Bassanese, compreso l'altopiano di 7 comuni, e che devono ragionare in una logica di carattere gestionale dei servizi sociali. Quindi è molto complesso questo percorso, perché se prima i comuni gestivano in modo isolato, in modo autonomo i servizi sociali ed alcune amministrazioni utilizzavano i servizi sociali anche come specchietto delle allodole, diciamo così, per far valere il peso anche dell'azione amministrativa in termini di voti, oggi i servizi sociali sono stati trasferiti, verranno trasferiti nel momento in cui sarà operativa al 100% questa realtà, a queste ATS. Questi ATS, che sono questi ambiti territoriali. Questo è stato voluto dal legislatore perché c'era la necessità di uniformare i servizi sociali, cioè garantire a tutti i comuni le stesse prestazioni sociali. Per esempio ci sono dei comuni nel nostro altopiano che non hanno addirittura l'assistente sociale. Quindi gli ATS intervengono in modo puntuale laddove non c'è un'uguaglianza di trattamento dei cittadini, perché i singoli comuni non hanno la capacità economica per farvi fronte. È sicuramente una rivoluzione importante perché porta ad un'implementazione, una maggiorazione dei servizi e ad una maggiore copertura di tutto il territorio attraverso investimenti anche di risorse umane, anche di carattere economico, a favore delle fasce deboli della popolazione, ma è certamente uno sforzo organizzativo, perché mentre una volta le amministrazioni decidevano autonomamente, oggi devono mettersi attorno a un tavolo per decidere come gestire tutti questi servizi sociali. Quindi è logico che ci sia un ritardo nell'avvio di questo nuovo modello, di questa riorganizzazione dei servizi sociali, perché è cambiato il modo di interpretare l'assistenza ai cittadini, l'assistenza in particolar modo alle fasce deboli della popolazione. Però è anche vero, Sindaco, che la popolazione sta richiedendo sempre di più servizi alla persona e non ci siamo. Abbiamo qui da noi 2000 anziani diversamente giovani in attesa di entrare nelle RSA. Abbiamo la scarsità di medici di famiglia, abbiamo la scarsità di infermieri, abbiamo la scarsità di tutto, dagli insegnanti di sostegno a tutto. Non le sembra che forse qualcuno non ha pianificato e non ha capito l'importanza di vedere anche le date di nascita, questi medici che andavano in pensione
per carità, fra 10 anni hanno detto che avremo più medici che persone. Sì, ma intanto dobbiamo aspettare 10 anni e cosa facciamo? E soprattutto questi fondi del PNRR, lei è anche avvocato, spesi in maniera indescrivibile su cose che a noi non interessano minimamente, non sono questi i servizi che noi vogliamo. Noi non è che abbiamo chiesto il cemento, noi abbiamo chiesto di persone che arrivino a casa ad aiutare le persone fragili, le fragilità dei coausi. Invece si è fatto tutto l'opposto. I soldi del PNRR che erano stati destinati, lo dico tutte le mattine, quasi tutti al terzo settore, sono stati deviati. Il problema è che adesso dobbiamo anche restituire perché non siamo stati in grado di presentare dei progetti validi, non siamo all'altezza della situazione. Ma come? Ma se siamo i primi nel mondo in tutti i sensi, allora c'è qualcosa che non va. O abbiamo delle classi veramente che amministrano incompetenti, perché una burocrazia che ci devasta. C'è qualcosa che non va in questo paese. Sindaco, lei cosa dice? No, ma le do ragione, perché guardi, io faccio il sindaco da 12 anni ed ogni tanto dico, ma per vedere concretizzate le opere, gli obiettivi che ci siamo dati con il programma elettorale sottoposto ai cittadini, ci vuole una forza ed una determinazione molto molto importanti. Quindi è difficile in Italia far fronte a quel blocco della burocrazia che è dato dalle richieste di pareri, dai meccanismi, no, per poter arrivare prima di tutto a finanziare l'opera pubblica, poi quindi a progettarla nella sua fase più evoluta e poi ad appaltarla, no? Quindi per realizzare un'opera pubblica servono almeno 6, 7, 8 anni. Ecco, quindi il cambiamento di un'amministrazione, cioè che viene portato da un'amministrazione, lo si percepisce dopo 8-10 anni, e quindi la continuità amministrativa in Italia è fondamentale, e soprattutto la determinazione della pubblica amministrazione, perché se c'è un sindaco o un amministratore che non è determinato, che non lotta contro le complessità dei meccanismi burocratici, non si riesce a portare nulla, si fa meno della gestione ordinaria. Questa è la realtà dei fatti. Poi c'è un tema, come diceva lei, di carenza di lungimiranza, cioè che cosa si sta ragionando, su che cosa si sta ragionando in questi ultimi tempi. Ho visto il Presidente Stefani che ha impostato la sua campagna elettorale delle regionali sul tema del sociale, perché per troppi anni non si è puntata l'attenzione sull'incremento dell'età media della popolazione. Quindi già 5-10 anni fa la Regione avrebbe dovuto cominciare a ragionare in una logica di implementazione di posti letto nelle RSA, cioè nelle strutture per anziani. E questa cosa non è stata fatta, con la conseguenza che oggi noi abbiamo, come effettivamente diceva lei, molte famiglie, molte coppie, molti genitori, molte coppie che hanno i loro genitori in casa, i familiari che sono in lista d'attesa, che magari hanno bisogno estremo di avere un'assistenza in queste strutture specializzate, che non riescono a trovare posti. Quindi nel mio piccolo come amministrazione noi che cosa che abbiamo fatto? Già l'anno scorso abbiamo tenuto un finanziamento regionale di 800.000 euro, più abbiamo investito 1.200.000 euro per ampliare i posti letto per i non autosufficienti, e stiamo realizzando adesso un cantiere per apportare un aumento di almeno 14 posti letto per non autosufficienti. E la settimana scorsa abbiamo depositato al Ministero, come aree interne, una richiesta di contributo per sistemare un vecchio volume e per fare altri 30 posti letto per non autosufficienza. Cioè, oggi l'amministratore pubblico deve puntare ad avere una visione, come dire, lungimirante, perché i problemi che verranno affrontati un domani saranno quelli che troveranno la soluzione attraverso le decisioni che vengono intraprese oggi, cioè in questo momento storico bisogna pianificare per quello che sarà il futuro delle comunità, perché abbiamo una comunità sempre più avanzata di età e abbiamo sempre minori nati, cioè abbiamo un decremento della popolazione che è spaventoso, e quindi l'azione della politica e degli amministratori pubblici deve essere per forza rivolta alle fasce deboli della popolazione, gli anziani e i bambini dall'altro lato,
ma soprattutto a quelle situazioni che vanno a sovraccaricare le famiglie che non hanno più la forza per tenersi in casa degli anziani magari non autosufficienti. Su questo le amministrazioni regionali, le amministrazioni comunali devono investire, cioè pianificare oggi per quello che sarà il trend, no, dell'incremento dell'età media e delle problematiche legate all'età geriatrica, cioè agli anziani che hanno bisogno di un'assistenza perché non più autosufficienti. Avvocato e sindaco, io ieri ho avuto il direttore dell'RSA di Treviso, veramente ex ISRA Enea, infatti io ho aperto dicendo Enea, sei tu il mio Enea, perché su 90 infermieri che loro hanno di aiutanti, di collaboratori nell'RSA, 70 sono stranieri. E non ne vai fuori, diceva, soprattutto perché c'è questo sbarramento di non capire che abbiamo bisogno di questa forza lavoro straniera. Anzi, la paura sta regnando sovrana, guardate anche in Inghilterra cosa sta succedendo, e soprattutto la paura del diverso. Ecco, questo razzismo che comincia a farsi sentire e questi ragazzi poi ricevono questi esempi. Ecco, com'è la situazione? Perché a questo punto io mi domando, ma chi è che ci curerà in futuro? Chi è che lavorerà nei campi, nelle aziende, se come dice lei le nascite non ci sono? I giovani, molti sono all'estero e non tornano neanche più, anche perché sono molto bravi, li prepariamo anche bene, pensate voi. Ecco, lei cosa vuole dire, sindaco? Lei vive in un altipiano, ma sa benissimo... Lei ha toccato un tema importante, un tema molto complesso da guardare, un tema sociale, un fenomeno sociale, perché la presenza dello straniero in questo momento sta salvando posti di lavoro. Le faccio un esempio, ci sono delle classi di scuola anche qui nel Vicentino, penso a mia sorella che insegna alle elementari a Modena, lei ha classi miste con bambini extracomunitari e bambini italiani. Quindi senza lo straniero salterebbero posti di lavoro e non avremmo la possibilità neppure di fornire l'assistenza, penso, alle fasce deboli della popolazione. Pensiamo a tutte le badanti, no, di cui c'è bisogno in Italia, perché è vero che non ci sono posti letto nelle case di riposo e quindi dobbiamo tenerli in casa anche molto spesso per una questione affettiva, ma è altrettanto vero che tenere in casa un anziano che ha dei problemi di assistenzialità, cioè di supporto, quindi che bisogna creargli quindi le condizioni per poterlo assistere tutto il giorno, richiede necessariamente la presenza di personale H24, cioè in servizio il giorno e la notte. Solamente le donne dall'est europeo sono disponibili a fare dei sacrifici simili, perché vengono dall'est e vengono in Italia. Sindaco, la fermo un secondo, se no mi cade la linea. Sindaco, mi scusi, ma tanto sa come funziona. Abbiamo Antonio da Padova, poi riprendiamo. Vai Antonio. Pronto Mirella e buongiorno anche al sindaco. Buongiorno. Bene, io volevo fare un esempio, diciamo, praticamente siamo in una dittatura. Perché dico questo? Perché io Mirella, io ho 5 o 6 mila euro in banca perché mi servono, perché se capitasse qualcosa avrei un deposito per tutelarmi. Per quale motivo che il governo ha messo che se superi 5 mila euro dovrai pagare una tassa, una quota di 35 euro perché tu non puoi avere più di 5 mila euro in banca? Per quale motivo che le banche, che io ho soldi nelle banche, non mi danno i miei interessi dovuti? Perché se io ho 5, 6, 7 mila euro in banca, anziché dovrei pagare 35 euro, dovrei avere gli interessi. Perché la banca non mi dà gli interessi? E per quale motivo lo Stato, che vuole tassare o vuole prendere una quota dei surplus delle banche? Cioè, non ho capito. Le banche è il mio servizio. Io ho i soldi in banca, tu
governo, dovresti non intervenire sui miei soldi, ma dovresti rispettare che le banche dovrebbero dare a me i miei interessi. Perché tu Stato intervieni sui miei risparmi e addirittura mi cavi via anche i soldi? Perché, e dopo tutte queste falsità dei bonus e delle ipotesi delle riduzioni di accise delle benzine, ma sono tutte cavolate queste qua, sono tutte lucciole per allodole, ci stanno infinocchiando. Io non so capire, io ho 70 anni, io so che nel 70, negli 80, negli anni precedenti non era così. C'erano delle regole ben precise. Per quale motivo abbiamo un strafalzone di governanti a Roma che ci impongono tasse, ma addirittura le tasse al 43%. E poi viene a dire che ti dai il bonus, anche per comprarti la macchina elettrica, che è una gran cavolata. Questo qui è un commercio, non l'ho capito, ma questo qui è un governo che vende le pentole senza coperchi. Buongiorno e grazie. Grazie a te Antonio, prego Sindaco. Ma evidentemente il signore che si lamentava della tassazione sui conti correnti sopra i 5.000 euro fa riferimento alle tasse per la tenuta del conto corrente. Ecco, questo mi viene da dire, ecco, perché è difficile adesso inquadrare questo fatto sotto forma quindi di una tassazione. Certo, in questi casi avrebbe più convenienza tenere i contanti in casa, perché se io devo avere pochi soldi e devo vederli tassati, è meglio che me li tenga in casa sotto il materasso, no? Quindi verrebbe proprio da dire così, nel senso che non c'è una agevolazione per i piccoli risparmiatori, perché purtroppo le banche hanno tutta una normativa particolare che è legata al loro funzionamento, ai costi del loro funzionamento, quindi la tenuta, quindi i conti correnti in particolar modo. E questo sicuramente penalizza più che altro i piccoli risparmiatori. Ecco, poi parlando di interessi, non oso pensare... Sindaco sa benissimo che viene colpito il parco buoi, che sono i risparmiatori, là colpiscono. Sì, esatto. Questa è la verità. Quindi... Gianfranco Valeri da Cesalto, vai Gianfranco. Sì, buongiorno signora Mirella. Buongiorno. Buongiorno signor Sindaco. Intanto signora Mirella voglio ringraziare i suoi collaboratori che quando telefoniamo sono sempre gentilissimi. Grazie, ecco, grazie, fa piacere anche a loro, grazie. Sì. Mi rivolgo a lei, signor Sindaco, in qualità anche di avvocato. Ecco, signor Sindaco, lei parla bene, divinamente bene. Sa perché? Perché è 10 anni che fa il sindaco. Ecco, e 10 anni ha fatto la sua esperienza. Lei può essere stato avvocato, però quando va dentro in una macchina amministrativa, capito, fino che non impara il meccanismo, lei fa ben poco, comandano i funzionari, ecco, e i dirigenti. Allora tutti si mettono in lista, io proporrei, perché una volta c'erano i partiti che facevano scuola ai propri candidati, c'erano le segreterie e tutto, io per avere buoni amministratori, secondo me si dovrebbe fare una scuola di amministratori, perché uno che va a amministrare un comune è un'azienda a tutti gli effetti, lei può essere avvocato, può essere primario, può essere quello che vuole, però se non è si impiegherà molto prima a arrivare per capire, ci vuole il suo tempo e tutto, e questa la burocrazia, si chiama burocrazia, è nata da sola e nessuno la estirperà mai. Volevo il suo parere, avvocato. Grazie, buongiorno e buon lavoro signor Sindaco. Grazie anche a te Gianfranco e grazie anche da parte dei tecnici. Ecco, è chiaro che il discorso che facevo prima, no? La continuità amministrativa aiuta a formare gli amministratori e quindi per dirle, l'anno scorso io avevo concluso il doppio mandato di sindaco, stavo per chiudere gli scatoloni per togliere tutta la mia roba dall'ufficio di sindaco del municipio ed è uscita un'ANSA, cioè una comunicazione che diceva che il ministro Salvini aveva portato al Consiglio dei Ministri la proposta per aumentare i mandati dei sindaci sotto i comuni dei 15.000 abitanti e sopra i 5.000, cioè questa forbice tra i 5.000 e i 15.000 abitanti. Perché credo che sia stata utile questa riforma? Perché l'esperienza amministrativa, soprattutto nei piccoli comuni che, come dice lei,
sono dei comuni, che sono delle piccole aziende, è fondamentale per mandare avanti un apparato amministrativo, perché il cambiamento radicale dell'amministrazione implica necessariamente un dispendio di tempo che è legato alla necessità di imparare, di capire i meccanismi del funzionamento dell'amministrazione. Poi molto spesso i giovani amministratori hanno difficoltà a rischiare perché non conoscono quelle che sono le responsabilità a cui possono andare incontro, e quindi l'esperienza porta anche a maggiore decisionismo, anche a maggiori riforme, a cambiamenti nell'ambito della pubblica amministrazione, perché riesci a conoscere l'apparato amministrativo, tutti i dipendenti, riesci a conoscere quali sono i pregi e i difetti dei dipendenti, perché l'amministratore da solo non fa nulla, deve per forza avere al suo fianco un apparato amministrativo che lo segua. Quindi molto spesso l'amministratore, il sindaco e l'assessore deve anche imbonirsi i dipendenti per poter conseguire il risultato, perché altrimenti il rischio, lo dicevo prima, è che la pubblica amministrazione si trasformi in una amministrazione ordinaria, che non c'è cosa peggiore, cioè senza il sindaco tanto le cose vanno avanti lo stesso, perché è il dirigente che sostituisce l'ampione, perché fa i 20 metri di asfalto, però l'amministrazione, almeno così l'ho sempre concepita, deve essere strategica, cioè deve avere quella visione da portare benessere ai cittadini, da portare servizi, da portare economia. Ecco, quello che io nei miei anni di amministrazione ho sempre cercato di fare, cioè guardando all'interesse dei cittadini, portando ricchezza, portando eventi, portando un miglioramento nelle condizioni di vita anche dei bambini. Penso, nel nostro piccolo abbiamo speso 2 milioni di euro per sistemare la scuola elementare. Abbiamo una scuola elementare che è il fiore all'occhiello dell'istruzione nella provincia di Vicenza. Quindi tutte queste cose si riescono ad ottenere portando la propria esperienza e continuamente crescendo, creandosi una squadra che possa portare risultati. Qual è il rischio reale che stiamo vivendo oggi? Che non c'è più nessuno, oppure sono sempre meno, quelli che vogliono candidarsi, cioè quelli che vogliono fare gli amministratori, perché c'è sempre meno voglia di dedicare il proprio tempo al volontariato, perché la forma più alta di volontariato è quella dell'amministrazione pubblica, io credo. Noi abbiamo tante associazioni di volontariato, però tante di queste persone che operano nel volontariato, che io ho cercato di coinvolgere nel rinnovo amministrativo, mi hanno detto seccamente di no. Quindi vogliono fare del volontariato comodo, per intenderci, ma sporcarsi le mani e magari doversi candidare per raccogliere voti, essere sulla bocca di tutti in campagna elettorale e mettendo a disposizione le proprie energie, le proprie capacità, la propria esperienza, quello no. Quindi è difficile oggi esporsi, assumersi rischi, i rischi contabili, i rischi penali, perché chi fa il sindaco si assume anche delle responsabilità penali, perché attenzione, è più facile invece stare a casa oppure fare qualche volta alla settimana o al mese delle sindaco, poche ore. Però è anche da dire che con questi esempi della politica non è che uno abbia tanta voglia di mettersi in gioco, perché basta vedere allora, cosa... un conto è parlare della politica, no? Penso al deputato comodo di Roma che va a premere un pulsante, no? E ha responsabilità pari a zero, cioè assenti totali le responsabilità del deputato, del senatore, salvo che magari non faccia il ministro, abbia incarichi, ma sono rarissimi, no? E un altro conto è l'assunzione di responsabilità dell'amministratore. Sì, però sindaco, mi scusi, però lei per fare bene il suo lavoro ha bisogno dei soldi che arrivano da Roma e che poi vanno alla regione. C'è niente da fare, come fa a investire? No, e non ci sono soldi, questo è il problema. Lei mi spieghi il motivo che uno dovrebbe diventare il sindaco visto la patata bollente che hanno dato a voi senza risorse, perché siete quelli meno pagati, quelli che ricevono meno risorse dal territorio, perciò lei dice il cittadino ma per forza
E chi me lo fa fare? E cosa ho in cambio, anche se io cerco di mettersela tutta per far capire le esigenze del mio territorio? Mi scusi sindaco, ma abbiamo le Olimpiadi che sono in profondo rosso e neppure il turismo ma neppure il turismo riesce ad avere i numeri che loro pensavano che avrebbero portati. Oppure parliamo del ponte di Messina, oppure parliamo di altre strutture. Capisce che uno a casa dice: ma dove vado a impantanarmi che poi mi devo arrangiare da solo perché nessuno mi aiuterà? Perché vediamo cosa è successo con i fondi pubblici e con i soldi degli italiani. Mirella, allora io le dico che io passo l'80% del mio tempo di sindaco a cercare finanziamenti, contributi, andare al fondo dei comuni di confine, andare a Roma, andare in regione, chiamare l'assessore. Cioè, se uno fa il sindaco, no, dal suo bell'ufficio seduto dietro la sua scrivania e con l'orgoglio di dire ecco abbiamo qua il sindaco e che tutti si inchinino alla sua presenza, e lo fa in questo modo, lo fa nel modo peggiore che ci sia. Perché oggi più che mai le amministrazioni non hanno più le risorse per rispondere alle esigenze dei cittadini. Questo è il problema grave che abbiamo noi. Quindi noi possiamo essere lì seduti sulla scrivania, ma se non abbiamo l'aiuto degli enti sovracomunali, la regione, la provincia, lo Stato, l'Europa, nel caso nostro abbiamo anche un fondo, siccome siamo comune confinante con la provincia di Trento, che ci dà un aiuto importante che viene proprio dalla provincia di Trento per eliminare le sperequazioni, cioè le diversità tra la provincia autonoma e la provincia non autonoma, in questo caso Vicenza e Trento. Cioè, se uno non va alla ricerca di fondi fa il danno dei suoi cittadini, perché non riuscirebbe più a fare niente, perché i soldi dei comuni sono soldi che servono per coprire la gestione corrente cosiddetta, cioè il pagamento delle spese di funzionamento dell'apparato amministrativo. Quindi so bene io che c'è, come dire, un atteggiamento di opposizione, di contrasto rispetto alla politica vera, per i quali io sono perfettamente d'accordo e allineato con l'opinione pubblica. Ma se non c'è l'amministratore pubblico come il sindaco, come l'assessore, il consigliere che si rimbocca le maniche e fa volontariato vero, che cosa succederebbe in Italia se magari al posto dei sindaci troveremmo i commissari prefettizi? Ecco, le figure degli amministratori locali devono essere rispettate perché sono quelle che mettono a disposizione il loro tempo per gli altri a vantaggio economico zero, cioè perché qua noi facciamo volontariato per non riuscire neanche a pagare le spese del tempo che dedichiamo ai cittadini, ma lo fai per passione, lo fai per l'amore che deriva dal rapporto che hai col tuo comune, col tuo paese, che è un rapporto viscerale, un rapporto stretto, un rapporto molto molto profondo, e questo ti dà la motivazione per andare avanti e per poter superare le difficoltà che informano il ruolo del sindaco o dell'amministratore in generale. Ecco, che sono bravissimi assessori che magari lavorano anche più dei sindaci, no? E queste persone vanno rispettate. Poi la politica è un altro mondo lì, dove si prende tanto, un deputato prende sopra gli 8-10 mila euro, diversamente da un sindaco che ne prende 2.000, 2.500 e magari metà soldi vanno in tasse. Sindaco, ormai il tempo è terminato, io la ringrazio, la saluto di essere stato con noi, le auguro veramente... È un piacere, Mirella, venire da lei per parlare Sindaco. Di temi di attualità. Saluto lei e anche i telespettatori, ma soprattutto lei, e la ringrazio perché lei parla con la voce del popolo e noi abbiamo bisogno di confrontarci con i nostri cittadini, con la gente comune e non con i massimi sistemi della politica che non capirebbero mai. Vorrei vedere un deputato che viene a domani mattina a fare il sindaco di Asiago. Cosa riuscirebbe a fare? Grazie perché sindaco, devo chiudere purtroppo. Devo chiudere, la ringrazio. Grazie a Roberto. Grazie a voi, a tutti voi, tutti i telespettatori. Grazie a Roberto Rigoni Stern, sindaco di Asiago, di essere stato con noi. Grazie. Adesso andiamo a vedere il vostro assegno, chi è andato. Ciao Michele. Ciao.
Mirella, ciao. Come stai? Dai, benino, meglio? sto cercando di andare avanti un po' meglio, sì. Allora, Difficoltà, si va avanti. Michele è un uomo con tanti problemi, molti problemi di salute, molti, e anche problemi molto grossi. Però si comporta molto bene, molto bravo, ha una famiglia che deve assolutamente, con una bambina meravigliosa, Sì. però non ce la fa. Viene al banco e naturalmente chiede aiuto perché Sì, da certo. solo non ce la fa. Qua ho trovato, beh, innanzitutto grazie, perché vengo qua al banco trovo molte cose. E sono anche trattato bene dalle persone, specialmente a Mirella anche mi mette via le scarpe perché io ho le scarpe con numero grande. Da mangiare c'è, per cui riesco a trovare anche una motivazione in più per la vita, perché è importante questa cosa qua, perché sentirsi soli è brutto, invece trovi qualcuno che ti sostiene, ti dà una mano e sempre il sorriso in bocca, perché a Mirella ha sempre il sorriso in bocca, fa molto piacere. Ascolta Michele, cosa è successo nella tua vita? All'improvviso una bella famiglia? Una bella famiglia, tutto è crollato, io purtroppo mi sono ammalato e questa malattia mi sta portando via praticamente le forze dalle gambe e le braccia e non ho più potuto lavorare. Quanto alto sei Michele? 1,98. È un uomo enorme, sei proprio un gran uomo, sei anche bello, anche un bel. E anche Michela è bella, vero? Grazie. E anche tua figlia è bellissima. La Giulia, sì, Giulia è un amore. E all'improvviso è scoppiato il figlio. Mi è scoppiato a finimondo perché io ho perso il lavoro. La Michela non riusciva a lavorare, la bambina purtroppo ha avuto dei problemi molto grossi, ci vogliono soldini per le medicine, per queste cose qua, bisogna starsi dietro. Quanto costa chiedere aiuto? Costa anche tanto perché a volte ti senti, non lo so, io sono umile, a volte mi vergogno un po' a chiedere le cose. Però d'altra parte da quando sono venuto qua ho detto no, è bello. Cioè, cos'è per te il banco solidale, Michele? Beh, guarda, è anche una mia piccola famiglia, perché vengo qua, trovo i libri perché a me piace tanto leggere, trovo un po' di vestiti. Ti trovi Elvira che ti dice parole, se dovete comporti Sì, bene. i vestiti che ho addosso li ho presi tutti qua. Una grande famiglia, sì. Siamo una grande famiglia, Michele, non una piccola famiglia. Avete sentito la nostra tesoriera, una grassa una, eh? Allora, Michele, oggi c'è una sorpresa che tu non sai. Aspetta. Allora, Michele, chiudi gli occhi. Tieni. Apri gli occhi. Questo è l'assegno per te, Michele, per darti un po' di sollievo, un po' di respiro. Madonna. Cosa vuoi dire, Michele? Te l'aspettavi? C'è il uovo di Pasqua. Piangere. È da piangere? Un uomo che piange, dai! Mi sono emozionato. Bellissimo, è un grande aiuto. Veramente è un grande aiuto di molte cose. Scusate l'emozione. Grazie Mirella, grazie. Io so che questo assegno ti serviva perché hai questa bambina, hai Michela, hai una famiglia e devi assolutamente pensare anche a loro, anche se la malattia ti impedisce delle volte di dare quello che vorresti dare, però noi cerchiamo di aiutare anche in questo. Adesso speriamo che arrivi questo reddito di cittadinanza, speriamo che arrivi qualcosa in più per farvi respirare. Cosa vuol dire? Di a quelli che ti stanno guardando, cosa vuol dire respirare anche con un assegno? Perché qualcuno dice vuol dire sentirsi di poter fare qualcosa per la famiglia, di sentirmi bene anche con me stesso, perché dico posso fare qualcosa. È importante secondo me questo, fare qualcosa per la famiglia. Cioè,